Buon pomeriggio a tutti, intanto mi presento, sono Stefano Miotto, coordinatore del Digital Innovation Hub del Veneto e siamo all'ultima tappa del 2021 del roadshow del nostro progetto dei 100 luoghi di Industria 4.0 e della sostenibilità, che però a livello nazionale è conosciuto come progetto Fabbrica Vetrina. Insomma, è un progetto che ha la finalità di far conoscere le aziende che presentano soluzioni eccellenti in materia di 4.0 e sostenibilità, e abbiamo un sito dedicato per questo sia a livello regionale ma anche a livello nazionale. Confindustria ha un sito dedicato dove potete vedere tutte le fabbriche vetrina, ma poi la cosa, il grande valore aggiunto di questo progetto è poter sostanzialmente entrare nelle fabbriche come stiamo facendo oggi, raccontarle e capire, comprendere quello che sta succedendo, anche perché da qui si creano degli effetti di emulazione ma anche di networking tra imprenditori che per noi sono fondamentali. E oggi ci troviamo in una bellissima azienda che è la Checkup SRL di Codognè, siamo in provincia di Treviso, molto vicini a Conegliano. A fianco a me c'è l'amministratore delegato Michele Carletto, che poi ce la racconterà bene. Poi, come vedete, ci sono moltissimi ospiti, non ve li presento tutti adesso, ve li raccontiamo nel corso della giornata. Essendo il menù particolarmente ricco, io direi di cominciare subito con i saluti istituzionali che sono affidati all'Associazione Industriale Padrone di Casa, e in particolare a Enrico Del Sole, che è alla delega di digitalizzazione in Assindustria Veneto Centro e del delegato territoriale di Padova. Buongiorno Enrico, buon pomeriggio e grazie per essere qui con noi. Stefano, mi sentite? Certamente sì. Sì, grazie. Stefano, un ringraziamento in particolare a te e al padrone di casa, Michele Carlelli, imprenditore, che oggi ci ha aperto le porte del suo gioiello, perché di questo si può dire nel mondo ovviamente della trasformazione digitale. Io sono Enrico Del Sole, sono il vicepresidente di Assindustria Veneto Centro con la delega alla digitalizzazione e vicario per il territorio di Padova. Devo dire che questo format è stato veramente di grande successo, ci ha portato in un percorso di aziende che ci hanno fatto scoprire quanto meraviglioso è il territorio di Padova e Treviso sotto il profilo del sistema industriale e produttivo. In particolare vorrei sottolineare che stiamo veramente assistendo a un nuovo rinascimento digitale, perché i dati del primo semestre saranno, spero, come sembra, confermati il 10 dicembre e abbiamo un momento di estremo favore verso l'export, che oggi ha raggiunto più il 20% per l'Italia rispetto al 13,5% della Germania e al 4,2% della Francia. Questo sta a significare che lo stato di salute delle nostre imprese è quanto mai vivo. E da cosa è dovuto? Non lo dico io, ma lo dicono degli autorevoli osservatori, come ad esempio l'Osservatorio della Cattolica, che dice che ormai siamo in piene riforme strutturali, cioè il dato è proprio strutturale. Ha funzionato alla grande il piano Industria 4.0, gli investimenti hanno sortito quello che dovevano, gli effetti che dovevano fare, e soprattutto si sta assistendo a un passaggio generazionale, cioè di imprenditori di seconda generazione e di giovani che entrano nelle aziende, che stanno creando quel miracolo che hanno fatto i nonni con la meccanica negli anni 50 e 60. Quindi devo dire che è un dato di soddisfazione che, unito al PNRR, di cui so che oggi si parlerà, credo portino a quelle premesse per un rilancio della nostra competitività. Non solo possiamo rimanere il secondo manifatturiero di Europa, ma aspirare anche a diventare il primo. Oggi, devo dire, sono rimasto sorpreso dell'azienda di Checkup, perché è un'azienda che, pur essendo nata nel 1991, oggi è piena di innovazione, è veramente un driver di crescita tecnologico, un esempio di trascinamento per tutto quello che è il contesto del nostro sistema industriale della piccola e media impresa. E si parla di IoT, di machine learning, depurazione dell'aria, big data. C'è un responsabile della ricerca e sviluppo, che è Marco Barb, che mi sembra si sia laureato nel 2006, quindi veramente
c'è tutto quello che si deve respirare oggi nella trasformazione digitale. Un complimento particolare quindi all'imprenditore che è riuscito veramente a creare un gioiello che è un esempio e sicuramente è un champion in queste 100 aziende che rappresentano uno dei percorsi virtuosi del nostro territorio. Grazie per questa ospitabilità, un saluto, ho creato anche un po' di clima natalizio perché così colgo l'occasione per fare gli auguri di Natale a tutti. Grazie. Grazie mille Enrico, grazie. E beh, Enrico ha già detto tutta una serie di keywords, ma ho l'impressione che qua sulle keywords del 4.0 le esauriremo oggi perché le toccheremo quasi tutte. E vediamo se c'è anche, grazie ancora Enrico per la tua presenza e per il saluto. Vediamo se c'è invece soltanto in audio Gianni Potti per un velocissimo saluto. Gianni, ci senti? Certo, grazie Stefano, saluto anch'io Enrico Del Sole e tutti coloro che ci stanno ascoltando. Mi scuso, ma oggi sono in collegamento audio perché sono in spostamento in macchina e il mio saluto è rivolto soprattutto alla proprietà di Checkup, azienda di elettronica integrata che è un gioiello per la provincia di Padova e di Treviso per Assindustria Veneto Centro. Una battuta veloce. PNR stanzia circa 50 miliardi sulla partita di Industria 4.0 e più in generale sull'innovazione. Una occasione unica, one shot, dice qualcuno, e dobbiamo spenderli molto bene, senza sovrapposizioni tra Stato, regioni, camere di commercio, entità locali. Questa è la prima sfida sulla quale mi permetto di dire qualcosa. La seconda riguarda viceversa i 100 luoghi di Industria 4.0. Noi li abbiamo mutuati con grande impegno di Stefano Miotto, copiando nel senso migliore del termine dal Baden-Württemberg che ha fatto un'operazione simile. Siamo molto contenti, questa è l'ultima tappa del 2021, ma continueremo sicuramente a cavallo tra gennaio e febbraio e ci diamo già appuntamento ai primi dell'anno prossimo. Con questo io lascio la discussione che sarà molto interessante, soprattutto sul PNRR, auspicando che velocemente l'Europa faccia decollare anche i Digital Innovation Hub europei sui quali gareggiamo anche noi, partecipiamo anche noi come Veneto. Grazie a tutti, auguro buone festività e buon anno un po' in anticipo a tutti coloro che sono collegati. Grazie mille, grazie Gianni anche per gli auguri. Mentre parlavi abbiamo fatto scorrere le slide del nostro progetto, vedete questo è il 9° appuntamento del 2021 e sostanzialmente anche oggi, come in tutti gli altri appuntamenti, abbiamo superato i 100 partecipanti, quindi siamo riusciti in questi appuntamenti a coinvolgere alla fine oltre 1000 partecipanti e quasi tutti, la cosa che ci colpisce, sono imprenditori, quindi diciamo l'effetto appunto che dicevo emulazione networking penso che ci sia. Gianni Potti ha accennato al PNRR e noi come compagni di viaggio in questo percorso abbiamo avuto Unicredit che ci ha scelto e ha sostenuto appunto questo percorso e proprio di transizione 4.0 del PNRR, in particolare del bilancio 2022, quindi delle novità, ci viene a parlare Alessandro Damian, che è il responsabile di Unicredit Leasing Nord-Est. Ecco, vedo il dottor Damian collegato. Prego dottore e buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite intanto? Molto bene. Bene, grazie intanto per l'occasione, grazie per l'ospitalità a voi e a Checkup. E ne approfitterò, no, di questo spazio che ci viene dedicato per ripercorrere un po' quella che è l'architettura del piano nazionale di ripresa e resilienza, meglio conosciuto come PNRR, per così ripercorrere un attimino quelli che sono le implicazioni che il PNRR avrà sul piano di transizione nazionale 4.0, per fare poi infine un approfondimento sulle misure che sono messe a disposizione delle aziende proprio come strumenti di incentivazione, di agevolazione, proprio per approdare a un mondo 4.0 a tutto tondo. Quindi partirei con la presentazione.
Nella prima slide chiedo cortesemente, ecco qui, allora, come potete vedere è scritto nella slide il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'opportunità, no, imperdibile, un'opportunità unica per il rilancio del Paese, ha una dotazione di risorse molto significativa, molto importante, stiamo parlando di circa 235 miliardi di euro, 235 miliardi di euro che sono diciamo declinate in 6 diverse missioni. Le trovate qui, in particolare la missione 1 che è la digitalizzazione, l'innovazione, competitività e cultura, dove sono destinati circa 50 miliardi di euro, la missione 2, la rivoluzione ecologica, transizione verde, con un'importante dotazione di 70 miliardi di euro, la missione 3, infrastrutture per una mobilità sostenibile, 32 miliardi di euro, istruzione e ricerca, 34 miliardi di euro, missione 5, inclusione e coesione, 30 miliardi di euro, e infine la missione 6, salute, 20 miliardi di euro. Quindi si tratta di missioni che riguardano, no, diverse macro categorie di intervento e rappresentano oggi dei capisaldi, macro categorie di intervento che rappresentano oggi dei capisaldi imprescindibili in materia di sviluppo sostenibile e solidale. Detto questo, fatta questa premessa, no, di carattere generale, vorrei ora invece focalizzare l'attenzione su quello che il capitolo, no, che ci interessa di più, e in particolare la componente 2, no, della missione numero 1, e quindi la componente digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo, che rappresenta, diciamo, il fulcro, no, per quanto riguarda appunto il piano, il cofinanziamento del piano nazionale di transizione 4.0, e per la quale, ecco, sono previsti stanziamenti per circa 30 miliardi di euro. Diciamo che questa componente continua quella che viene definita, no, la quarta rivoluzione industriale promossa dal MISE, appunto con il piano nazionale 4.0. Naturalmente questo importante stanziamento ha l'obiettivo di promuovere la trasformazione tecnologica e la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese, potenziando appunto tutte le misure che già sono previste nel piano di industria 4.0. Fatta questa premessa, andrei un attimino a ripercorrere quelle che sono, e lo vediamo a partire dalla slide successiva, andare a ripercorrere quelli che sono gli importanti strumenti di incentivazione, di agevolazione messi appunto a disposizione del MISE proprio nell'ottica di trasformazione 4.0. E inizierei questa disamina dallo strumento più importante, no, che tutti abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni e negli ultimi tempi, ossia il credito d'imposta legato al mondo degli investimenti. Comincerei a fare questa disamina partendo da un profilo basso, cioè andando intanto a vedere quelle che sono le agevolazioni in termini di credito d'imposta concessi per gli investimenti cosiddetti ordinari, proprio per andare poi ad amplificare, andare a vedere, insomma, l'importante differenza, le differenze di sostegno che invece sono previste per gli investimenti in beni 4.0. Intanto, come potete vedere, per gli investimenti ordinari i beneficiari sono di fatto tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati all'esercizio dell'impresa. I beni agevolati sono i beni mobili classici, quindi i macchinari, gli impianti, le attrezzature strumentali e diciamo anche i veicoli rappresentati dal targato pesante. Sono escluse le autovetture, sono escluse ovviamente gli investimenti in fabbricati e in costruzioni in generali. La misura dell'agevolazione consiste in un credito d'imposta del 10% sul costo dell'investimento nel limite massimo di un costo ammissibile di 2 milioni di euro.
L'importante peculiarità per questi investimenti è che il credito d'imposta è utilizzabile in un'unica quota annuale nel momento in cui l'investimento entra a regime, l'investimento è stato quindi completato. Importante notare che questa misura, questa agevolazione è l'agevolazione che è in vigore in questo momento, quindi quella che è prevista per il 2021, che scadrà anche col 2021, e questo è un altro importante aspetto che dobbiamo considerare. Scadrà nel senso che vedrà un ridimensionamento invece nel 2022. Quindi per usufruire dell'agevolazione del credito d'imposta del 10%, l'investimento dovrà essere completato entro il 31/12/2021, quindi entro il 31/12 prossimo, o comunque potrà essere completato, c'è una finestra anche sul 2022, finestra che scade il 30 di giugno 2022, a condizione però che entro il 31 dicembre 2021 l'azienda abbia fatto l'ordine al fornitore, il fornitore abbia accettato questo ordine e siano stati versati acconti almeno in misura pari al 20% del costo dell'investimento. Passiamo alla slide successiva, quella dopo, grazie. Ecco, tanto per invece entrare proprio in orbita 4.0 e così fare una rapida disamina di quelli che sono le importanti agevolazioni che sono invece così riservate agli investimenti in beni 4.0. I beneficiari non mutano rispetto a quello che abbiamo detto in precedenza, lo stesso vale per i beni agevolati, se non che appunto deve trattarsi di beni 4.0, quindi beni che devono avere le caratteristiche che sono poi specificate negli allegati A e B della legge 232/2016 e che devono avere anche l'importante requisito della interconnessione, cioè di essere tecnologicamente interconnesse col sistema della produzione interna o con la rete di fornitura esterna. Qui naturalmente la misura delle agevolazioni in termini di credito d'imposta è molto più significativa, molto più importante, perché ed è determinata per scaglioni, per cui fino a investimenti fino al limite di 2,5 milioni il credito d'imposta è pari al 50%. Dai 2,5 milioni ai 10 milioni è pari al 30% del costo dell'investimento, dai 10 milioni ai 20 milioni è pari al 10% dell'investimento. Anche qui è importante fare una riflessione, perché questa è l'agevolazione che è in vigore in questo momento. La ritroveremo anche l'anno prossimo, no? Ma con intensità meno significative, un po' meno significative rispetto a quelle di quest'anno, per cui risulta auspicabile cogliere l'occasione e quindi cercare di iniziare almeno l'investimento entro la fine del 2021, perché anche qui vale la regola appunto che scadrà, questa intensità di aiuto scadrà a fine anno, salvo appunto anche qui la finestra al 30/6/2022, a patto che ancora una volta ci sia un ordine che è stato accettato dal fornitore ci sia un ordine che è stato accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo dell'investimento. Se possiamo passare alla slide successiva cortesemente. Qui trovate, ecco, riepilogati i termini che dicevo in precedenza e quindi non mi soffermo ulteriormente, salvo dire che il beneficio fiscale appunto derivante dal credito d'imposta per investimenti in beni 4.0 è usufruibile in misura è usufruibile in tre quote annuali. Fermo restando che se alla fine del terzo anno non fossero state esaurite insomma, il credito appunto derivante dall'investimento, lo stesso può essere riportato anche negli anni successivi. Dicevo che è importante
così capire qual è la tempistica giusta per effettuare l'investimento, perché questi importanti strumenti di incentivazione andranno, almeno per quelle che sono le previsioni legislative attuali e per quello che è previsto anche nella bozza di bilancio 2022, andranno a scemare nel corso dei prossimi anni. Innanzitutto, parlando dei beni, degli investimenti in beni ordinari, l'anno prossimo il credito d'imposta passerà al 6% e terminerà appunto la sua avventura con il 31/12/2022, salvo la solita finestra fino al 30/6/2023, le condizioni che vi dicevo in precedenza, mentre per gli anni successivi non è più previsto alcun intervento di incentivazione in termini appunto di credito d'imposta per gli investimenti in beni ordinari, ma anche sui beni 4.0 le percentuali andranno a scemare, perché già dall'anno prossimo le aliquote saranno ridotte, quindi per gli investimenti fino a 2 milioni e mezzo l'aliquota scenderà al 40%, dai 2 milioni e mezzo ai 10 milioni invece passerà al 20%, resterà ferma invece dai 10 ai 20 milioni, resterà ferma l'intensità di aiuto appunto il credito d'imposta al 10%. Se passiamo alle slide successive, ancora quella dopo, grazie. Allora, parlavo prima della tempistica, quindi ovviamente avremo degli strumenti importanti anche l'anno prossimo, appunto sugli investimenti 4.0. Analoghe considerazioni vanno fatte anche per il contributo derivante dalla legge Sabatini. No? La legge Sabatini, come sapete, ha come beneficiari anche qui le micro, le piccole e le medie imprese, agevola i beni strumentali, intesi come macchinari, impianti, attrezzature nuovi di fabbrica, agevola questi beni con intensità diverse a seconda che siano beni ordinari piuttosto che beni 4.0, perché il contributo per i beni ordinari è del 2,75% e per i beni 4.0 del 3,575%. E riguarda gli investimenti che vanno da un importo minimo di 2 milioni fino a 4 milioni di euro, e 4 milioni di euro ecco, è il tetto massimo di beni agevolabili appunto per la singola impresa con il contributo Sabatini, contributo che viene calcolato sulla base di un piano di ammortamento teorico a 5 anni, rate semestrali, appunto un tasso del 2,75% per i beni ordinari e del 3,575% per quanto riguarda i beni 4.0. Da questa simulazione di natura finanziaria appunto emerge un contributo in valore assoluto che rapportato al costo del bene è pari a circa il 7,7% nel caso di beni ordinari, il 7,7% del costo dell'investimento per i beni ordinari e del 10%, poco più del 10% invece sui beni 4.0. Anche qui è importante stabilire in maniera opportuna la tempistica dell'investimento, perché in questo momento siamo in una situazione assolutamente molto favorevole, anche perché appunto fino al 31/12/2022 l'erogazione del contributo Sabatini per le domande che saranno inoltrate entro il 31/12/2022, l'erogazione del contributo Sabatini avverrà in un'unica soluzione, quindi con un'unica quota annuale nel momento in cui l'investimento è stato completato, diciamo il bene è stato consegnato. Dall'anno prossimo, almeno per quelle che sono le previsioni che si ricavano oggi dal disegno della bozza di bilancio, si tornerà al vecchio regime per cui resterà valida l'erogazione in unica soluzione per gli investimenti fino a 200.000 euro, mentre per gli investimenti superiori ai 200.000 euro si ritornerà alle erogazioni in quote annuali, quindi in 5 quote annuali, così come era il
il regime precedente. Damiano, le chiederei di sì? andare alla conclusione, che siamo un allora po' io vado rapidamente alla conclusione, solo per chiederei di passare all'ultima slide a questo punto, e solo per dare una piccola chiamiamola rappresentazione di cosa vuol dire oggi fare un investimento, di quelli che sono i flussi, no, in entrata e in uscita legate appunto all'investimento in un bene 4.0. Qui chiaramente non entrerò nel dettaglio dei numeri, ma è una simulazione relativa all'acquisto di un bene strumentale di 2 milioni di euro fatto con un leasing con una durata a 5 anni. Allora, qui vedete che il combinato disposto di quello che sono il credito d'imposta derivante dall'investimento appunto nel bene 4.0, il contributo che deriva dall'agevolazione Sabatini, nonché voglio dire, i benefici fiscali derivanti da un'ipotetica operazione di leasing, determinano flussi in entrata, cioè bonus derivanti dai diversi benefici fiscali pari a circa 1.800.000 euro, 1.790.000 euro, a fronte di un finanziamento che a 5 anni porta un montante a rate di 2 milioni di euro, quindi con un saldo totale di 300.000 euro. Chiaro che stiamo parlando di una situazione ideale, ma questo ci fa capire in soldoni che oggi un investimento in un bene 4.0 per il quale è possibile accedere alle varie forme di agevolazioni previste a livello nazionale, determina un costo a consuntivo di soli 300.000 euro. Con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e anch'io vi auguro per buone feste di Natale e un buon 2022. Grazie mille a lei, grazie a Unicredit per il sostegno che sta garantendo alle nostre iniziative. Devo dire che tutti questi aspetti tecnici sono però estremamente interessanti, perché sappiamo bene come il Veneto sia stato un enorme consumatore, diciamo, del piano Calenda fin dal 2017, quindi di fatto penso che questi consigli per gli acquisti siano particolarmente utili. Gireremo ovviamente il materiale ai partecipanti, così potranno entrare anche negli aspetti più tecnici che magari per mancanza di tempo non ha potuto descrivere nei dettagli. Grazie mille dottore e alle prossime. Grazie a voi di nuovo, grazie. Arrivederci. Allora entriamo nel clou dell'evento. Di solito questi eventi, lo dico per magari chi non li ha visti tutti, hanno sostanzialmente una visita virtuale dell'azienda, andando a vedere i diversi reparti, i diversi ambiti. Qui il vulcanico, come mi è stato detto oggi da qualcuno dei relatori peraltro, Michele Carlet, ha pensato di estendere la visita virtuale dell'azienda a tutto un ecosistema che dopo ci racconta. Però partiamo subito dall'azienda. Michele, mi pare che ci sia come prima cosa un video di presentazione. Assolutamente sì, che sintetico ma molto significativo. Allora, Objects with Lives Inside da un lato, Sustainability e Salute dall'altro. Cosa fa CheckUp? Allora, CheckUp, sin dai primordi ci si vede un po' nelle startup attuali. Diciamo che già nel 91 noi avevamo pensato a un modello di business dove fare il check-up al cliente dal punto di vista tecnologico, e questo ci ha dato modo di crescere. Noi siamo partiti da un garage, come nella Silicon Valley, e abbiamo seguito un po' questo format, e quindi da un garage nella provincia di Pordenone, poi comunque eravamo due di tre soci trevigiani, poi siamo ritornati diciamo nella nostra terra. In realtà Pordenone è Treviso sostanzialmente, però questo
questo tipo di approccio ci dava un'interlocuzione un po' diversa col cliente, cioè già ci differenziavamo rispetto a quelle aziende elettroniche che lavorano su specifiche, invece noi non siamo mai andati a lavorare a specifica, siamo andati a capire quali fossero i fabbisogni del nostro interlocutore e capire anche cosa la concorrenza in quel momento facesse. Tra l'altro è bene dire che in questo tipo di logiche siamo andati sin dagli anni 90 nell'andare a capire quale fosse l'interazione uomo-macchina migliore che poi dà migliore fruizione anche ai dispositivi stessi. Nokia insegna, ricordate, Nokia è stata premonitrice, poi sono usciti gli smartphone con Apple e quindi queste generazioni che man mano poi purtroppo e nel bene facciamo un mestiere che è sempre più veloce. Cioè, la tecnologia che ci riguarda, l'elettronica, ha ormai di cicli industriali brevissimi sui quali è difficile riuscire a sostenerli avendo sempre un piglio innovativo. Io ho letto una cosa bellissima nel vostro sito che dice: c'è un'elettronica che riconosce le esigenze della nostra vita e ci viene incontro, è invisibile, nascosta nelle forme consuete e rende naturale vivere meglio. Questo c'entra con tutto l'aspetto della salute, della sanificazione delle cose. Mi sembra uno slogan proprio all'inizio, cioè proprio nell'home page del vostro sito nuovo. Sì, diciamo che noi dire che diamo vita alle cose, perché io faccio sempre l'esempio di quando noi scendiamo da un'automobile che ha una tecnologia incredibile, perché l'automotive fa da traino poi a tutto quello che condividiamo quotidianamente, poi si entra in casa e si ritorna indietro di 30 anni, quindi questo è un primo dato. Il secondo dato è che nel tessuto imprenditoriale italiano viviamo nel bello, l'Italia rappresenta il bello e quindi l'andare a deturbare con la tecnologia, perché diciamo la maggior parte dei colleghi elettronici vogliono far esaltare l'aspetto tecnologico mostrando quanto più possibile. In realtà la parte emozionale risiede in quello che l'utente vede e quello che poi percepisce in termini di funzionalità. Poi alla fine diciamo che il nome Checkup ci è venuto facile entrare nel mondo dei dispositivi medici e quindi come tale c'è stato buono, noi l'abbiamo fatto come check-up sull'impresa, ma poi è diventato un check-up medico perché la parte medicale è sempre stata una parte predominante del nostro fatturato e tutta la parte quella che riguarda la salute delle persone e quella parte invisibile come noi trattiamo l'aria, la trattiamo su basi scientifiche, sicuramente devi in qualche maniera dare dei feedback e la parte tecnologica assolutamente ti è utile in questo ambito. E il comfort abitativo, che questo sia il nostro ufficio dove passiamo tantissime ore quotidiane, alla nostra casa dove desideriamo rilassarci, vivere in salute, passa per non solo avere il caricabatterie wireless, che adesso va tanto di moda, ma avere un ambiente che è salubre e che con certezza ti dia una qualità della vita superiore. Nel video, ma anche qui stiamo vedendo una serie di vostri prodotti e mi sembra che tutti questi concetti vengano ben declinati perché c'è design, quindi Sì, tu lavori sostanzialmente, no? Nella parte del design, la parte appunto ovviamente dell'intelligenza che metti negli oggetti con l'elettronica eccetera e poi appunto ecco, dei risultati come quello che stiamo vedendo qui che sono straordinari. No? Sì, diciamo che abbiamo un piglio nel applicare tecnologia con del gusto. Poi entriamo nel merito digitalizzazione eccetera, ma anche la stessa radio di Albini che con Cassina l'abbiamo rieditata facendo un miracolo dal punto di vista acustico, non è quello di avere un grandissimo business, ma ci piacciono le sfide, poi ci piace quella filiera italiana, quella eccellenza italiana che dobbiamo far tesoro per i prossimi anni a livello confindustriale. Per noi è assoluto questo, quindi tra l'altro questa radio andrà al MoMA Design a New York il 20 di gennaio, ci sarà l'evento. Perché? Perché questa è un'icona del design, chi viene da quel mondo, noi collaboriamo con tanti studi di architettura a livello nazionale e internazionale,
Questo è un oggetto che conoscono benissimo e che mai avrebbero immaginato di vederlo rieditato nel 2021 come lo si vede qui. A me ha colpito tantissimo una cosa, quando noi ci siamo conosciuti non molto tempo fa, appunto attraverso Asindustria Veneto Centro, se devo dire una cosa che, allora, tutte le aziende che abbiamo visto nelle nostre fabbriche vetrina sono molto avanti rispetto alla media, investono molto in innovazione, coinvolgimento dei collaboratori, abbiamo diciamo vari processi. La cosa che però a me ha colpito di CheckUp e forse distingue CheckUp rispetto a tante altre aziende che abbiamo visto eccellenti, è il fatto che CheckUp, anche nel seminario di oggi lo vedremo, è sostanzialmente, vorrei dire, immersa in un ecosistema dell'innovazione e in questo ecosistema avevamo preparato una slide proprio per mostrare questo schema. In questo ecosistema è stato lui, non sono stato io, a organizzare sostanzialmente i diversi interventi perché questo sistema da un lato ha dentro gli ambiti che sta seguendo CheckUp, adesso li approfondiremo con altri due collaboratori di CheckUp, ma poi c'è tutto quell'ecosistema che è fatto da grandi imprese, da università, da start-up e poi la parte anche del rapporto con chi la brevettazione, insomma questo tema qua. Ecco, cioè, a me ha colpito molto perché non è di tutte le imprese della vostra dimensione avere questo tipo di ecosistema, ma veramente viverci dentro e appunto essere così integrati. Come si fa? Allora, prima di tutto è una necessità. Allora, se si ha visione del futuro, la necessità è quella che in un mondo tecnologico che è molto più veloce di quello che è nelle tue possibilità per essere non solo al passo con i tempi, ma poter anche innovare. Cioè, noi quando innoviamo non facciamo un chip di nuova generazione, sono i colleghi qui di ST che aiutano questo tipo di approccio all'innovazione. Noi applichiamo in maniera trasversale questa tecnologia, in maniera inedita, diciamo, questa tecnologia. Dall'altro, ripeto, non è possibile da soli poter più competere, quindi bisogna creare questo tessuto di relazioni che è dato dalle grandi imprese come i qui presenti colleghi di ST, ma come da tanti anni anche con i parchi scientifici nei quali ci siamo insediati, anche per merito di Paolo Mero che poi conoscerete. Questo tipo di ecosistema ti permette di dare un pacchetto completo anche al tuo interlocutore, cioè noi siamo un'azienda che fa hardware, fa dispositivi, ma c'è una parte immateriale importantissima come vedrete dopo, poi ci sono tutti gli aspetti anche di startup che ti danno, che ti contaminano positivamente e tu diventi un driver per queste startup, ci sono università che hanno cambiato i loro paradigmi di approccio all'industria stessa e poi con il professor Guida, lo vedremo poi, cambiano le cose, ormai chi ha una visione anche universitaria, ormai l'università diventa un'impresa a sua volta perché la filiera si deve chiudere. Poi cosa importantissima e non ultima, lo si vedrà poi con Elisa Toniolo, è la parte IP, la parte di proprietà intellettuale è fondamentale, la trascuriamo tantissimo, ma perché siamo in Veneto poi specialmente, siamo aziende che pensiamo a produrre, a innovare, a produrre, eccetera, ma non pensiamo a tutelare poi tutto quello che poi facciamo e di nuovo facciamo, e questo poi ti dà valore come bene immateriale. Noi a bilancio non li abbiamo mai messi, poi non li abbiamo mai capitalizzati, però è importantissimo in termini di valore dell'impresa stessa. Carlo, io ti ringrazio perché penso che la visione che hai trasmesso a chi ha sentito il tuo intervento sia una visione che penso che debba essere adottata un po' da tutte le imprese, cioè bisogna arrivare lì alla fine se vuoi tenerti, come dicevi te, insomma, sempre sulle frontiere della tecnologia, delle conoscenze, devi riuscire a creare questo ecosistema. Non è semplice spesso per le piccole e medie imprese, però devo dire che quello che state facendo qui è veramente incredibile. Adesso tu resterai con me perché potrai intervenire nei diversi interventi che hai organizzato tu, quindi potrai interrompere e fare domande ovviamente quando vuoi. Passiamo invece, ci sono altre due parole chiave importanti nella strategia di CheckUp che riguardano sostanzialmente due temi, due concetti. Un tema della servitizzazione, devo dire che quasi sempre quello che abbiamo visto in tutte le fabbriche vetrina è la forte digitalizzazione
è un fattore abilitante per fare servitizzazione. Se tu non fai quello è difficile fare servitizzazione. E l'altro tema che è, diciamo, è connesso a questo, spesso è trascurato, è tutto il tema della cyber security, che questo è un'altra grande bomba che a volte esplode in alcune aziende e che devono gestirla anche in termini magari di ricatti che devono pagare per poter svincolarsi. Allora, sul tema appunto dell'IoT in particolare e dei modelli di business sulla servitizzazione abbiamo Marco Barp, che è R&D Manager di CheckUp, e quindi come funziona la servitizzazione in questo caso? Sì, buongiorno a tutti. Possiamo mostrare anche la slide così magari mi aiuta un pochettino nella presentazione. Sì, passiamo pure a quella successiva. Vabbè, se pensiamo attualmente al modello di business che abbiamo in piedi, è un modello che è fondamentalmente basato sul prodotto. Lo sviluppo dell'IoT ha permesso di avere prodotti sempre connessi tra loro, permettendo scambi di informazioni, di diagnostica, di aggiornamento firmware, che sono parte integrante ormai di un sistema ben congegnato. Tutto questo è stato un po' la forza del modello di business degli ultimi anni, però c'è la concreta possibilità che questo slancio si possa esaurire nel breve e medio termine, entrando in una fase di plateau che possa andare a limitare quelli che sono i piani di sviluppo delle aziende 4.0. Da qualche tempo in CheckUp stiamo adottando un po' un modello di business differente dal recente passato. L'idea ulteriore è quella di non fermarci all'interconnessione fra i dispositivi, ma andare a creare quell'infrastruttura che permetta anche la gestione di tutti quei dati che possono essere utilizzati per diverse finalità, ad esempio per il tracciamento di prodotti, piuttosto che l'attivazione, l'estensione di una garanzia, la fornitura di altri servizi o magari delle azioni mirate di marketing in base poi alle esigenze del cliente. La logica di questa evoluzione si sonderà in diversi passi che saranno legati un po' all'inizio ai servizi legati al possesso, poi magari servizi orientati al risultato, fino alla fornitura del servizio puro e nudo, che sarà in fondo poi l'ultimo passo di questo processo di transizione da un modello di business legato al prodotto ad uno legato al servizio. Prossima slide, grazie. Nell'esperienza quotidiana noi stiamo affrontando diversi casi d'uso che portano un po' a questo nuovo approccio. Uno use case può essere quello mostrato appunto in questa slide. Se noi consideriamo una regione dove un nostro prodotto sia presente sul mercato, possiamo andare ad analizzarlo in modo tale da capire se ci siano dei cicli macchina piuttosto che delle funzionalità che sono particolarmente utilizzate, in modo da innanzitutto prevedere quali siano i nostri nuovi prodotti che possono essere proposti per quella specifica clientela, dopodiché rifornire anticipatamente i magazzini di zona in modo tale da poter preparare delle promozioni ad hoc per questi clienti con queste specifiche esigenze. Il fatto di prevedere e ottimizzare questa esigenza permette di avere una catena di produzione fino all'approvvigionamento del prodotto molto più mirata ed efficiente. Prossima slide, grazie. Se pensiamo ad un prodotto, in questo caso magari medicale, molto costoso, la diffusione dello stesso può essere magari diciamo, bloccata perché il costo diciamo, potrebbe non essere sostenibile dall'acquirente. Il nuovo modello di business sul quale ci stiamo spostando è quello di cercare di ridurre il prezzo alla vendita, andando poi a collegare dei servizi a pagamento, come ad esempio l'emissione di alcuni resoconti, soltanto al completamento della prestazione, in modo da indirizzare i profitti non tanto diciamo alla vendita del costo del bene, ma all'utilizzo effettivo di esso. Questo dà anche un'ulteriore garanzia di qualità del prodotto e anche assicura una migliore assistenza, in quanto se il prodotto non è funzionante non può generare profitti e pertanto diciamo, non è utile per l'azienda. Prossima slide, grazie. Sulla falsariga dell'esempio precedente si può pensare anche ad un bene che oggigiorno un po' è fondamentale per tutti noi, l'auto. L'utilizzatore medio in passato ha sempre acquistato l'auto con un grosso sborso di denaro iniziale.
sempre più è diciamo, comune l'utilizzo del car sharing, dove delle diciamo, auto presenti sul territorio vengono noleggiate dall'utilizzatore. A questo punto però perché non fare un pensiero aggiuntivo e pensare al fatto che allo sblocco dell'auto questa non si ottimizzi sui parametri di guida della persona che la va ad utilizzare. Ad esempio andando a posizionare il sedile nella posizione più confortevole di guida piuttosto che reclinare lo schienale o anche andare a modificare l'angolo di visione degli specchietti. Tutto ciò con un esborso per il guidatore che è legato al solo tempo di utilizzo piuttosto che a chilometri percorsi. Prossima slide. Un'ultima applicazione diciamo dove si può applicare il nostro modello di business può essere quella di guidare il cliente tramite un processo di registrazione che possa offrire diciamo, dei servizi aggiuntivi al prodotto appena acquistato. Un esempio può essere quello di andare a controllare l'autenticità del prodotto, visto che comunque la proliferazione di prodotti contraffatti è sempre più marcata. Oppure si può permettere l'estensione di garanzia per fornire un servizio aggiuntivo per il cliente, oppure ogni altro diciamo, tipo di servizio che il fornitore del bene può pensare. Tutto questo diciamo, può essere ottenuto solo con una solida e nuova struttura a monte, sulla quale bisogna investire fin dal principio per non risultare zoppicanti dagli inizi e poi diciamo, pensare a quello che poteva essere, ma non è stato. Prossima slide. Per riassumere, lo stato dell'arte attuale ci mette davanti agli occhi un modello di business tradizionale che è basato sui prodotti, dove la centralità dell'offerta è legata a un bene materiale tangibile e solo una piccola parte è relegata ai servizi. Tale modello si avvia verso una fase matura del suo percorso che potrebbe portare ad un appiattimento delle opportunità e pertanto ad un assottigliamento degli introiti per l'azienda. Quello che in Checkup stiamo cercando di fare è quello di intraprendere altresì il passaggio ad un nuovo modello di business legato ai servizi, che è solamente l'inizio del suo percorso e ci sono molte parti inesplorate che possono offrire grosse sfide, ma anche grosse opportunità che solo gli early adapter possono diciamo, cogliere fin dal principio. Niente, questa è la sfida sulla quale stiamo puntando noi in questo momento e siamo convinti che questi orizzonti possano essere profittevoli. Grazie mille, mi pare che abbia molto ben fotografato proprio questo processo di passaggio. Mi viene in mente un'azienda che ha forse a 100 metri da qua, che ha detto non voglio più sentir parlare di quante tonnellate escono di materiale dai miei di prodotto finito, no? In realtà il tema è sempre di più, anche per le aziende manifatturiere, anche B2B, il tema di offrire alla fine un servizio con tutto quello che state provando a fare. Quindi complimenti, mi trovo, cioè, ne ho sentite tante di storie diciamo molto omogenee rispetto a queste coerenti, quindi complimenti. Grazie. E il tema, sai, anche appunto dicevamo prima di rischio, no? Quindi sul tema della IoT con i rischi connessi e quindi appunto Silvio Cescon, Senior Firmware Design e Project Manager di Checkup, quali sono diciamo anche le soluzioni hardware e protocolli per riuscire a proteggere tra virgolette questi servizi e queste architetture. Sì, buonasera intanto. Diciamo che i dispositivi IoT sono entrati pesantemente nella vita quotidiana di tutti e non è solo un evento passeggero, sarà una cosa molto diffusa, abbiamo già miliardi di questi dispositivi. Il microfono. Scusi. E diciamo che l'aspetto della sicurezza è stato quello un attimino più tralasciato. Possiamo andare... Ok. Diciamo che l'aspetto della sicurezza è un aspetto fondamentale sia per il prodotto di per sé, ma anche per la struttura in cui esso è inserito, perché può essere appunto una falla per quello che è l'architettura in cui è inserito, quindi una rete domestica, una rete aziendale. Abbiamo degli esempi per questi aspetti, per esempio nella slide successiva. Abbiamo per esempio l'esempio più
diciamo, clamoroso è quello di Jeep, che ha realizzato una macchina connessa a internet. Questa connessione è stata sfruttata, per esempio, per accedere ai servizi della macchina, non solo ai servizi multimediali, ma addirittura a un vero e proprio controllo del dispositivo. Successivamente poi addirittura è stato hackerato anche il database totale dando l'elenco di tutti i dispositivi. A quel punto era possibile controllare appunto tutti i mezzi in strada, e la Jeep ha dovuto fare un richiamo totale. Possiamo anche applicare questa cosa a dispositivi di uso più comune, come appunto le stampanti multifunzioni, in cui per esempio sono installate quotidianamente nelle reti aziendali e, se hackerate, possono dare l'accesso a una rete aziendale, di conseguenza poi ai dati, ma possono anche essere usate come via per spedire questi dati al di fuori dell'azienda. Un ultimo caso molto sì, che ha fatto scalpore è stato la realizzazione, per esempio, di una bambola smart che doveva dare ai ragazzi un'interazione con una videocamera e dei microfoni. Una volta hackerata ha dato il completo accesso allo streaming sia dell'audio che del video. Come possiamo difenderci da queste cose? Diciamo che possiamo fare degli accorgimenti sia a livello firmware sia a livello hardware per proteggere quelli che sono, diciamo, gli aspetti del prodotto IoT. E in primis appunto la connessione, diciamo, passando ad una connessione di tipo sicuro, sfruttando dei protocolli già realizzati, che sono per esempio l'HTTPS e l'MQTT. Per esempio danno una connessione crittografata, che quindi mi va a proteggere quello che è l'integrità del mio messaggio, e invece posso anche avere un'autenticazione degli altri dispositivi con cui sto parlando, appunto utilizzando delle chiavi di protezione. A livello invece hardware posso andare a proteggere quelli che sono i miei dati, quindi all'interno del mio dispositivo posso proteggere appunto le chiavi, che devono essere nascoste a chi vuole hackerarle, le credenziali di accesso, ma anche sezioni intere del firmware che devono essere protette e non aggiornabili. Questo mi permette, per esempio, come nel caso, nella vita di tutti i giorni di questi dispositivi IoT, di proteggere quello che è uno degli aspetti più delicati, cioè per esempio l'aggiornamento del dispositivo. L'aggiornamento del dispositivo deve garantirmi che io stia scaricando il firmware da un server protetto, che il firmware inviato sia appunto certificato e garantito, e che una volta scaricato venga eseguito quel preciso firmware. In definitiva, in conclusione, cosa possiamo dire? Che indipendentemente dall'applicazione che stiamo realizzando, anche se stessimo realizzando una normale lettura di temperatura, questa lettura di temperatura nel momento in cui viene spedita online, o comunque gli viene dato un accesso online, deve essere protetta, deve garantirmi la protezione del mio dispositivo, dei miei dati e soprattutto della rete in cui essa è inserita, altrimenti crea delle falle e dei danni immensi. Grazie mille, sì, anche questo mi sembra che siano stati consigli per gli acquisti molto utili. Andiamo allora, abbiamo visto la galassia Checkup, andiamo ad avventurarci nell'altra galassia, ecco, quella invece dell'ecosistema di cui parlavamo. Iniziamo dal mondo delle start-up, se possiamo chiamare ancora InfoFactory una start-up, visto che mi diceva Michele che è cresciuta. Michele, se vuoi intervenire ti passo il microfono. E do la parola allora a Paolo Omero, amministratore delegato di InfoFactory, e lui sostanzialmente affronterà un po' il tema del tracciamento elettronico dei prodotti, ma anche attraverso delle tecnologie come NFC che consente, insomma, adesso ce lo racconta lui come si fa. Prego e benvenuto. Grazie mille, grazie a Checkup e a Michele Carlet per l'invito. InfoFactory è una società che è nata come spin-off dell'Università di Udine, non è più una startup, lo era quando insomma siamo nati. Facciamo diverse cose sia nel marketing digitale che nello sviluppo software e appunto IoT.
e insieme a Checkup abbiamo creato questa piattaforma software che ci permette di controllare l'hardware connesso, quindi ci permette, vedete, di avere questi dispositivi IoT, alcuni li avete visti anche prima proprio nel video, no? Nel bel video di Checkup, ci permette di gestire attraverso delle applicazioni mobile questi dispositivi e di avere tutto un sistema software in cloud che ci permette di gestire i dati e gestire i dispositivi. L'ultima parte è però forse quella più innovativa e più interessante, che riguarda la parte di gestione della relazione con l'utente. Infatti il problema che noi andiamo a risolvere con queste piattaforme IoT non è solo quello di fare in modo che questi prodotti siano smart, utilizzabili, che abbiano dei servizi, che siano usabili in modalità remota con uno smartphone, ma il problema è quello che riguarda la relazione che i produttori di questi dispositivi hanno con i loro utenti e quindi con i loro clienti. Tipicamente, se voi comprate un prodotto da MediaWorld, per esempio, siete clienti di MediaWorld, non siete clienti del produttore di quell'oggetto. E questo perché la relazione non c'è. Ma se voi avete in mano un'applicazione mobile per controllare il vostro dispositivo che avete acquistato, ad esempio un purificatore d'aria, allora a questo punto avete in mano un'applicazione che riporta la relazione direttamente con il produttore del prodotto. Quindi abbiamo tutta una serie di servizi che non solo riguardano le funzioni, quindi l'aggiornamento del firmware, il monitoraggio e il controllo dei parametri, l'assistenza remota e altre cose del genere, ma abbiamo anche tutta una serie di servizi che riguardano il marketing e la comunicazione, quindi la profilazione dell'utente finale, la registrazione, quindi l'estensione della garanzia, sistemi di comunicazione, ad esempio con delle notifiche push, la possibilità di attivare sondaggi, concorsi, offerte personalizzate, un e-commerce integrato, cioè tutto quello che può permettere di relazionarsi al proprio pubblico. Ecco, qui vediamo degli esempi, no? Gestione dei lotti e delle garanzie, la nostra interfaccia di back-end, la gestione dell'elenco dei produttori a cui possono essere assegnati i prodotti IoT, abbiamo la lista, l'elenco, vedete, delle funzionalità di un prodotto e sotto ci sono i dati che sono stati oscurati qui per motivi di privacy, ma sono tutti i dati che riguardano quanto gli utenti percentualmente utilizzano più un servizio o un altro del prodotto. Ne abbiamo fatti diversi di questi prodotti con Checkup, questo ad esempio è una magnetoterapia, questi sono sistemi di gestione audio della musica e di controllo luci in dei mobili che sono stati resi smart dalle tecnologie di Checkup, questi sono purificatori d'aria, questi sono ozonizzatori, ionizzatori anche con un e-commerce integrato, insomma di tutti questi prodotti sono resi smart grazie all'elettronica di Checkup e a questa piattaforma software che ha, diciamo così, una parte direttamente sul dispositivo dell'utente e una parte che è in cloud e che permette di gestire i contenuti con un content management, permette di avere delle API, quindi dei servizi di comunicazione diretta con il dispositivo quando preleviamo i dati direttamente dal dispositivo senza passare per lo smartphone, e poi ha tutta questa parte di back office per i servizi che vi ho elencato. La parte arancione è la parte nuova su cui stiamo lavorando, che riguarda proprio la gestione dell'NFC. Come viene usata questa tecnologia? Allora abbiamo detto che una delle possibili applicazioni dell'IoT è quella di avere una relazione diretta con il cliente consumatore. Però come facciamo a ottenere questo risultato con i prodotti che non contengono elettronica? I prodotti che non contengono elettronica ovviamente sono moltissimi, anzi sono la maggioranza. Possono essere prodotti di tutti i tipi, come questi che vedete nella slide, che hanno spesso un problema comune, che è quello della contraffazione. Ora, vedete che in questa slide qui avete alcune cifre, questa è quella più significativa. Abbiamo circa un valore di 500 miliardi di dollari, il valore dei prodotti contraffatti ogni anno. E quali sono questi prodotti contraffatti? Beh, vedete, scarpe, abbigliamento, prodotti di pelletteria, elettronica, orologi, dispositivi medici. Okay, questi sono i settori più afflitti da questo problema. Allora, utilizzando l'NFC risolviamo due cose, sia la parte di contraffazione, sia la parte di relazione col cliente. E come si fa? Allora, innanzitutto l'NFC è un tag, è un'etichetta che è flessibile, smart, non ha bisogno di batteria, può essere inserita anche sotto un'etichetta preesistente, ad esempio un'etichetta di un vino.
Quindi abbiamo i nostri prodotti, possiamo aggiungere un'etichetta NFC. Questa etichetta viene letta da una app, che è l'app del cliente, e con questa app noi otteniamo due cose. Il sistema di anticontraffazione, perché l'NFC viene letto dalla app e ha dei meccanismi di sicurezza per cui viene certificato che il prodotto è originale. E poi abbiamo tutta una parte di relazione col cliente, quindi di contenuti, storytelling, servizi di vario tipo che possono essere abilitati dall'applicazione mobile. Quindi da una parte abbiamo sia il mercato business to consumer che il mercato business to business, che possono usare questo NFC che all'interno in realtà è un crypto chip, quindi ha dentro un identificativo crittografato, un certificato digitale, un identificatore del produttore, tutta una serie di cose che ST ha creato tramite Trust25, che è proprio questo sistema di firma digitale dell'NFC che ci permette di ottenere un servizio di anticontraffazione. Quindi l'utente verifica che il prodotto sia originale. Dall'altra parte, soprattutto per il mercato business to consumer, ma anche per il mercato business to business, abbiamo invece l'accesso a dei contenuti. Quindi quando l'utente avvicina il telefono ad esempio a una bottiglia di vino, non solo vede che è originale, ma vede la storia del prodotto, magari risponde ai questionari. Se ha un prodotto, non lo so, ad esempio di pelletteria piuttosto che altre cose, può registrare ed estendere la garanzia, può ottenere dei contenuti esclusivi, ad esempio dei contenuti musicali, partecipare a dei concorsi, accedere ai servizi di assistenza. Ecco, questo è quello che stiamo facendo con questa piattaforma. Questo è estremamente interessante e devo dire che aziende, io ho seguito anche al tempo alcuni progetti anche del cluster Made in Italy di questa regione, e la cosa che mi ha colpito, ovviamente le aziende della moda, diciamo, in questa regione, come la buona parte delle aziende italiane, sono tutte B2B. La cosa che a me ha colpito molto è che questo è per l'ennesima volta un fattore abilitante per poter passare da un B2B anche verso il B2C. Questa è una cosa che Certo. diventa fattore abilitante, perché non hai solo la garanzia, ma racconti una storia, che è una cosa diversa. Assolutamente. Pensiamo ad esempio a un vino, no, se vendiamo uno dei nostri vini, no, io provengo, no, siamo al Parco Scientifico di Udine e quindi noi abbiamo la zona del Coglio e quindi dei super white lì, e io mi immagino che insomma, molti di quei vini lì vengono venduti in Cina, ad esempio, no? Quanti di quei cinesi sanno apprezzare effettivamente quel vino? Io spero molti, sempre di più, ma quel vino può essere corredato da una storia, mostrare l'artigianato locale, il prodotto locale. Questo dà valore moltissimo al prodotto. E oggi il mercato dell'attenzione è in mano al nostro smartphone. E quindi, visto che l'attenzione è lì, da quello dispositivo, da quello strumento, possiamo veicolare le storie dei prodotti. Grazie mille, grazie, veramente una testimonianza molto significativa. Allora, abbiamo visto la startup, adesso passiamo alla grande azienda. ST Microelectronics. Luciano Pini, allora è presidente di ANIE, ma è anche EMEA Strategic Marketing, Head of EMEA South and Nordic Industrial Digital Transformation Business Development. Un po' lunga, ma insomma, benvenuto e grazie per la... Così abbiamo alzato così, devo sì, dire qualcosa di creiamo aspettative. Creiamo aspettative. No, allora, ho portato, proprio per non, visto anche i tempi, no? Non dilungarci troppo, qualche filmato per spiegare un po' che cosa sta facendo ST, come si sta muovendo per affrontare questo discorso della trasformazione digitale, cioè qual è l'evoluzione. Quindi si vedo che stanno passando, lascerei andare visto che c'è anche supporto musicale. Ah, non c'è il supporto musicale, va bene, allora ti parlo sopra così, così diventa ancora più semplice. Questo è, diciamo, sono gli approcci più tradizionali ed evolutivi di ST, quindi i settori in cui ci stiamo muovendo, però in questo primo filmato si vede praticamente come questi settori vengono affrontati in maniera appunto tradizionale, come enabler tecnologico. Quindi fin qui nulla di nuovo, quindi cerchiamo di sviluppare le tecnologie adatte e i prodotti ricavati da queste tecnologie permettono di affrontare tutti questi settori. Però
ci siamo accorti strada facendo che questo abilitava soltanto attività negli ambiti tradizionali per noi. Volendo affrontare il discorso della trasformazione digitale che abilita tutta un'altra serie di mondi, mercati, applicazioni e quant'altro, ci dovevamo muovere in maniera un pochettino differente. E infatti i filmati successivi mostreranno come abbiamo cominciato a muoverci. Abbiamo cominciato a muoverci tendenzialmente perché la cosa che si è capita fin da subito è che la trasformazione digitale e anche gli interventi che mi hanno preceduto lo mostrano chiaramente, non si fa da soli. Quindi pur essendo, cercando di essere anche eccellenti, e non lo siamo, ma voglio dire, pur cercando questa eccellenza, da soli non riusciremmo a fare nulla di tutto questo, nel senso che avremo sempre bisogno di un interlocutore dall'altra parte che conosca l'elettronica. Quando invece andiamo a parlare di essere abilitanti in settori dove l'elettronica non è mai entrata, allora lì il gioco cambia, no? Bisogna cominciare a presentare non soltanto i nostri prodotti, perché non avrebbero nessun costrutto, dall'altra parte non sarebbero, diciamo, percepiti, ma bisogna proporre delle soluzioni di sistema, un po' come quelli che sono stati appena presentati nell'ambito utilizzando appunto gli NFC. Ecco, gli NFC vengono utilizzati in questo modo per creare un sistema che abilita dal B2B al B2C e quant'altro, ma sono soltanto un primo passo. Il passo successivo è che quegli stessi prodotti che hanno avuto questa evoluzione possano diventare parte di sistemi più complessi. E allora qui il gioco si fa ulteriormente differente, quindi abbiamo anche qua capito che non è soltanto i rapporti tra grandi imprese e grandi imprese. Il titolo dell'intervento infatti cita dal sensore al cloud, quindi sì, noi possiamo occuparci del sensore, parlare con le grandi aziende come abbiamo sempre fatto e continuiamo a fare, gestori del cloud, ma in mezzo c'è chi mette a terra questa capacità di trasformazione dal prodotto al sistema e dai sistemi di sistemi. Ecco allora il rapporto, e ringrazio Michele Carlette e CheckUp di averci invitato, necessitava creare appunto questo ecosistema di competenze, includendo anche piccole e medie imprese che in maniera più agile potessero arrivare a offrire quelle soluzioni di sistema che abbiamo visto anche nel filmato iniziale che Marco Barp ha ben spiegato. L'aspetto però importante della servitizzazione è esattamente il nodo cruciale. La servitizzazione è assolutamente importante perché altrimenti creiamo soltanto dei gran prodotti connessi che alla fine però non creano dei servizi aggiuntivi. Quindi al tempo zero è un aumento, per quanto piccolo rispetto al costo del prodotto, perché l'elettronica che va a bordo non ha costi assoluti che possano pesare più del 5-10% del prodotto stesso, a costo finito ovviamente, ma comunque è sempre un incremento di costo. Ecco, questo incremento di costo deve essere accompagnato dalla fornitura di un servizio, quindi una fornitura di un servizio ricorrente permette di non pensare più, come citava prima appunto Marco Barp, diciamo, la vendita dell'oggetto, l'innovazione dell'oggetto infine a se stesso, ma l'innovazione dell'oggetto diventa qualcosa che mira a produrre un servizio. E questo è quello che abbiamo fatto. Quindi quello che sta apparendo adesso è un ulteriore step, no? Diciamo che i 3 punti fondamentali su cui lavoriamo in questo ecosistema sono, in questo caso i POC Center, che sono delle aree dove cerchiamo di validare localmente le idee di innovazione. Sono stati aperti in incubatori, acceleratori, università, studi di industrial design. Prima qualcuno parlava del rapporto tra il bello, forse proprio Michele, parlava del rapporto tra il bello e l'utile ed efficace. Ecco, in questo modo si riesce ad unire anche il contenuto tecnologico verso i servizi in un prodotto che deve essere anche esteticamente bello. Quindi i POC Center abilitano, diciamo, la possibilità di validare le idee localmente e si occupano anche dell'altra parte, che è quella del trasferimento tecnologico, non più un trasferimento tecnologico riferito al componente elettronico, ma al sistema costruito con i componenti. Gli altri 2 punti fondamentali sono
Per poter consentire questo bisogna partire da delle piattaforme di sviluppo che non sono più appunto il singolo componente, e quindi ci siamo occupati sia direttamente sia con il supporto di system partner come anche CheckUp. Nel filmato ai più attenti non sarà sfuggito che in mezzo alle piattaforme di sviluppo che piazziamo nei POC Center ce n'erano alcune di colore rosso, guarda caso prodotte da CheckUp. Ecco, questi Product Accelerator o dei quasi prodotti permettono di validare in fisico l'idea senza dover spendere grossi danari e in questo modo capire che livello, fin dall'inizio, spingere l'end player a pensare a quali sono i servizi di riferimento, i servizi a valore aggiunto che ci vuole costruire sopra. E allora in mezzo, una volta che l'idea è validata nel POC Center, si utilizzano le piattaforme per poter fare i primi concept e andare, diciamo, a prendere una decisione su fatti reali di come si vuole procedere, ecco allora che entra in campo appunto il system partner, la CheckUp di turno, che rende possibile tutto questo. Quindi, come abbiamo detto all'inizio, anche la grande azienda non può fare tutto da sola, ma è assolutamente necessario l'agilità e la presenza sul territorio di system partner di riferimento come appunto CheckUp e gli altri che fanno parte di questo ecosistema, per poter fare in modo che si vada davvero dal sensore al cloud in maniera rapida, veloce e tendenzialmente sostenibile dal punto di vista dei costi. Quindi vi servono, insomma, le check-up vi servono per mettere a terra sostanzialmente velocemente. Siamo utili uno all'altro e strumentali uno all'altro, senza le due parti uniti ovviamente anche a tutta la parte relativa al cloud, no? E diciamo che i passi fondamentali sono almeno 4 o 5, quindi c'è l'enabler tecnologico, c'è chi costruisce il sistema, quindi i system partner e i sistemi integrator sono almeno di 2 o 3 livelli fino ad arrivare al cloud, la gestione del cloud, la gestione dei dati che vengono raccolti, e quindi in retroazione si può costruire il servizio in maniera opportuna. Michele, un commento però te lo chiedo adesso in questo. Sì, dimmi com'è il rapporto, come funziona su questa parte qui. Diciamo che con ST e con Luciano, poi anche i collaboratori di Luciano, da qualche anno che ci siamo conosciuti e che alla fine ci hanno aperto anche delle prospettive, anche delle vision diverse rispetto a quelle che nel nostro piccolo possiamo avere, no? Quindi la grande impresa ti dà delle proiezioni e prospettive in relazione anche alle sue dimensioni, sulle opportunità che poi si creano in una logica è come un anello chiuso, no? È come un'economia circolare, cioè ST diventa un driver per la PMI italiana, perché facciamo parte di un sistema e ST ti dà questo tipo di opportunità, e questo glielo riconosco, perché noi interloquiamo con aziende che mai avremmo interloquito senza avere questo jump da Luciano, da tutti i suoi colleghi, e questo diventa un sistema virtuoso, ed è quella logica che si diceva prima: da soli non si può più fare, anche perché lo sforzo che porterebbe a un certo tipo di interlocutore è inimmaginabile se non hai, e poi lo vedremo con Elisa, delle proprietà intellettuali così spinte per le quali questi ti contattano direttamente. Grazie mille. Certo, no, è assolutamente così, ed è chiaro che poi qui ci troviamo ad esempio in nord-est, no? Quindi un'area dove dal punto di vista delle eccellenze di qualsiasi settore andiamo parlando, un distretto di quel settore è sicuramente presente nell'area, e quindi diventa assolutamente importante per quello che citava prima il rappresentante di Unicredit, cioè quando si parla di PNRR, il PNRR sicuramente diventerà il motore dello sviluppo 2021-2025. Non lo dico certo io, recenti survey da parte di Prometea, anche Banca Intesa e quant'altro lo mostrano chiaro. Esiste un mondo diciamo pre-Covid e un mondo post-Covid. Nel mondo pre-Covid, come diceva lei all'inizio, il nord-est ha goduto molto, ad esempio, del piano diciamo
del piano Calenda e quindi l'acquisto di macchinari connessi e quant'altro. Bene, però lo step successivo, lì è chiaro che la ricerca dell'efficienza e dell'efficacia produttiva è quella che la fa da padrone. Diventa un pochettino più difficile quando quei prodotti mostrati prima da Michele all'inizio devono diventare dei servizi, e quello non è così automatico. Comunque dei 6 settori presentati nell'ambito del PNRR, 5 di questi sono sicuramente interessati dalla trasformazione digitale. Questo è il motivo per cui anche nel ruolo in AGNE, quindi come presidente dell'associazione componenti, stiamo cercando di portare anche lì lo stesso approccio, chiamiamolo di filiera o ecosistema di competenze che dicevamo prima. Perché? Perché gli attori come i system partner sono assolutamente importanti sia per gli associati, quindi nell'ambito confindustriale, ma anche all'esterno, negli altri settori, quindi per le altre associazioni. Quindi questa unione delle attività è assolutamente importante. Grazie mille, penso che ci sia per molte piccole imprese un grande messaggio di speranza. Purtroppo ne abbiamo troppo poche di grandi imprese, questo è un po' una sfortuna nazionale. Speriamo che sì, almeno di attrarne anche altre, perché ne abbiamo davvero troppo poche per cambiare un po' il destino anche del paese. Abbiamo bisogno di forti politiche di attrazione. Ci fossero più aziende come la vostra sarebbe decisamente auspicabile. Adesso, ovviamente oggi parlavamo del rapporto della grande impresa con la piccola e media impresa, gli stessi, e quindi ricollego a quello che diceva Michele, no? L'apertura delle porte anche con diciamo delle controparti che non erano mai state approcciate prima. Ci stiamo occupando ovviamente anche delle varie corporate, quindi non so, Eni, Terna, Poste o quant'altro, perché gli stessi aspetti di trasformazione digitale si possono ritrovare anche lì. E la ricetta è la stessa, perché pur parlando con delle corporate di quel tipo, anche loro in quel settore non dico che si muovono come delle start-up, non è vero assolutamente, però hanno assolutamente bisogno dell'agilità della piccola e media impresa per poter andare a punto, insomma. Grazie mille, grazie mille. Allora, abbiamo visto la startup, abbiamo visto la grande impresa, adesso vediamo l'università e penso sia collegato al professor Guida, che è della Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Biologia ed è professore di igiene generale. Il professor Guida ci racconta del centro CESMA, ma in realtà il professor Guida è qui perché anche lui, assieme ai presenti, ha partecipato a un progetto di ricerca di cui poi dopo sentiremo un po' gli esiti. Quindi professore, a lei e buon pomeriggio. Grazie, ringrazio lei e gli organizzatori, chiaramente il dottor Carletta e la CECAP, per questo interessantissimo roadshow che ho seguito dall'inizio alla fine, cosa non sempre che viene effettuata dai diversi relatori. Ho imparato una serie di cose, diciamo, importanti e chiaramente oggi sono qui. È strano come professore di igiene, gli igienisti in questo periodo sono molto più intervistati per i vaccini, per la diffusione del virus, ma chiaramente, soprattutto per me che sono biologo, avere la prevenzione è un nostro obiettivo principale, per cui prevenzione primaria non significa chiaramente solo vaccinarsi, ma significa anche ridurre la possibilità di contaminarsi. E attraverso il CESMA, che è il Centro Servizi Meteorologici e Tecnologici Avanzati dell'Università Federico II, ci troviamo di fronte ad un centro, ad una attività interdisciplinare, prego avanti con la slide, molto importante. Si parla di centro perché noi siamo di fatto un insieme di più dipartimenti e più docenti che afferiscono a più dipartimenti che lavorano insieme per la sperimentazione delle nuove tecnologie. Si parla di servizio perché, a differenza di quello che si può immaginare, questo centro nasce proprio con la propensione a svolgere un servizio verso le aziende esterne,
quello che oggi viene chiamato da noi all'università terza missione, cioè non solo noi dobbiamo fare didattica, non solo dobbiamo fare ricerca, ma anche applicare quella che viene definita la terza missione, cioè l'attività di collaborazione, di interdisciplinarità con le aziende, con il mondo esterno all'università. E chiaramente mi rendo conto che forse siamo esagerati, ma parliamo di avanzati perché chiaramente abbiamo l'idea di applicare queste attività da dover mettere in pratica con degli approcci metodologici qualificati, avanzati, che possano rispondere alle esigenze e alle richieste, diciamo, del privato. Infatti il CESMA viene definito proprio come il luogo di innovazione dove l'attività di ricerca dell'università e l'attività di commercializzazione, diciamo così, per renderla semplice, del privato, lavorano assieme. Ed è un po' una differenza rispetto alle start-up, perché le start-up comunque hanno una propensione a staccarsi, come abbiamo visto, dall'università e a individuare un certo percorso specifico. Il CESMA invece è uno di quei centri particolari dove sinergicamente in uno stesso luogo fisico, io avevo mandato anche un video, magari ma non so se si potrà vedere, si crea un'innovazione, questa sinergia necessaria tra il pubblico e il privato. Probabilmente anche ST ha una collaborazione con il nostro centro. Ecco qui il filmato, potete vedere, questo è il sito fisico dove è presente il nostro centro, un sito che ha riabilitato una vecchia fabbrica dell'agroalimentare, la Cirio, e che ha individuato una serie di locali, di laboratori, di studi, ma anche di academy. In questo centro c'è la famosissima ormai Academy Apple, unica in Europa, dove si tengono corsi per tra le 4 e le 500 ragazzi provenienti da tutto il mondo, ed è in pieno sviluppo. Probabilmente nel video vedremo anche delle scavatrici che stanno lavorando, in fondo lì le vediamo, ma in realtà già ora quel sito dove ci sono le scavatrici già è riempito, diciamo così, da un building che ospiterà altri laboratori, altri centri di ricerca, e in questo sito in realtà per sottolineare la vivacità, diciamo, del sito, ci sono anche dei corsi di laurea in ingegneria, in scienze sociali, c'è un sito del CNR, quindi c'è un'apertura ad una serie di attività pluridisciplinari, chiaramente, che diventano fondamentali. Quali sono i laboratori? Forse possiamo tornare alla presentazione, se possibile. Quali sono i laboratori? I laboratori sono di diverse, ecco avanti la slide, di moltissime specialità. Si parte dal monitoraggio dell'ambiente del territorio, alla necessità di misurare la qualità della vita e della salute, reti di monitoraggi e di impianti, qualificazione di prodotti industriali, laboratori per le tecnologie innovative del volo, che esaltano le attività svolte presso il CESMA. Infatti, avanti, è possibile, ho preso delle foto, diciamo, di alcune attività che vengono svolte nei diversi laboratori: il laboratorio del volo, delle misure per l'industria 4.0, della radiofrequenza delle microonde, di esperimenti avanzati negli ambienti trafficati. Avanti. Altri laboratori di eccellenza, chiaramente il laboratorio di igiene di cui sono responsabile, ma anche laboratori di acustica, di prodotti processi manifatturieri. Nei nostri laboratori sono state certificate le mascherine nel periodo più
intenso chiaramente per utilizzare e tenere sotto controllo le attività. Mi rendo conto che forse sono già fuori con il tempo, andiamo avanti. Laboratori di eccellenza anche per la caratterizzazione termica dei materiali, laboratori di analisi chimiche con il laboratorio ACE, avanti, laboratori di acustica, di vibrazioni, caratterizzazione meccanica, di aeronautica, di diagnostica ambientale, e avanti la nostra attività è legata anche a percorsi di alta formazione, quindi con delle academy come il Cyber Security Expert, la 5G Academy, ma all'interno del sito, diciamo, di San Giovanni, che abbiamo visto, in realtà poi ci sono altre academy come quella di Trenitalia, Digital, insomma tutta una serie di altre attività che vengono svolte all'interno del nostro sito, proprio perché gli spazi sono ampi, le infrastrutture sono di elevata prestazione e anche il raggiungimento del sito è molto facile, perché si trova praticamente a 20 minuti dalla stazione a piedi, ma a 5 minuti con la metropolitana, quindi insomma molto ben inserita nel tessuto, tanto che molti studenti preferiscono stare a San Giovanni invece che a Fuorigrotta, dove c'è la sede storica di ingegneria. Tutto, grazie, è sottoposto alla certificazione di qualità. Siamo da anni certificati ISO 9001 e da 5-6 anni siamo accreditati ISO 17025 per alcune prove che svolgiamo in laboratorio. Anche il mio laboratorio è accreditato ISO 17025, proprio per tenere presente chiaramente le necessità delle aziende nei nostri rapporti di prova, e interfacciarsi con Accredia è anche un momento di interazione importante per migliorare le nostre prestazioni. Quindi siamo contenti, diciamo, di accettare questo tipo di valutazione terza, interessante soprattutto per il terzo settore. L'ultima slide in realtà prevede l'attività che abbiamo svolto con CESMA, che non è quella che verrà discussa, perlomeno solo in parte, dall'ingegnere Fracassini, ma già da luglio 2020 in realtà abbiamo attivato una verifica della capacità depurativa di quello che veniva chiamato il Purigraph 1.0. L'abbiamo valutato secondo l'utilizzo di alcuni indicatori di contaminazione, quelli più importanti, Escherichia coli e Salmonella. Ci siamo lasciati ingolosire, cioè più che io chiaramente, il dottor Carlet si è lasciato ingolosire. Siamo andati avanti con la sperimentazione di un Purigraph 2.0, dove abbiamo valutato in aggiunta anche la capacità di abbattere Legionella pneumofila, quindi un patogeno diffusissimo e che continuerà ad essere presente anche dopo questa pandemia. E quest'anno, alla fine di quest'anno, in realtà abbiamo anche individuato la possibilità di utilizzare dei sistemi diversi come efficacia microbicida, e quindi abbiamo valutato la capacità di abbattere sempre Legionella pneumofila con un sistema di ionizzazione studiato e attivato da CECAP. A breve speriamo di riuscire a svolgere altre attività, proprio perché abbiamo trovato in CECAP un'azienda in realtà con la quale è facile interloquire. Spesso quando si incomincia a discutere con le aziende, spesso, diciamo, noi siamo visti un po' come teorici e quindi non abbiamo il polso della produzione, ma invece con CECAP siamo riusciti a ottenere veramente degli ottimi risultati, interagendo e raggiungendo dei risultati importanti. Grazie.
Grazie a lei professore, grazie perché abbiamo tanto bisogno di terza missione, però come diceva lei, a parte complimenti per tutti i laboratori che abbiamo visto, c'è bisogno anche, penso, da parte delle imprese di saper interloquire con le università in un certo modo, quindi c'è bisogno di terza missione, c'è bisogno anche da parte delle imprese di un linguaggio appropriato per poter interloquire con l'università. Grazie, assolutamente. Grazie ancora. Bene, allora abbiamo parlato di collaborazione università-imprese, perché parliamo di grandi imprese di check-up, e andiamo a vedere nel concreto che cosa è successo in un progetto che è il progetto 3S, sanificazione, scuola, sostenibilità, quindi di nuovo tutte le keywords che abbiamo utilizzato nel corso di questa giornata. Ingegner Fracassini, Site Labs and Sustainability Manager di ST Microelectronics, che ha seguito in prima persona, penso, il progetto. Grazie mille. Buonasera a tutti. Vi presento questo progetto, è un progetto che è nato in ST, prego. È nato dall'Innovation Access, è un'organizzazione di Open Innovation, quindi quell'innovazione che non arriva da enti preposti, ma da canali non convenzionali, per esempio i nostri dipendenti, qualsiasi professione facciano in azienda, ma che sono dei creativi, hanno delle idee, ma anche le scuole, gli ITS, le ONLUS. Quindi abbiamo aperto i nostri laboratori a tutte queste entità che possono dare degli spunti estremamente creativi e contribuire all'innovazione da un'angolatura differente. Troverete qui tematiche molto, molto attuali, per esempio appunto l'open innovation che abbiamo già detto, la sostenibilità, poi abbiamo la corporate social responsibility e anche l'ecosystem of competence di cui ha parlato già Luciano. Passiamo alla prossima. Ecco, l'idea è nata da Bruno Murari. Bruno Murari è uno dei padri nobili dell'elettronica in Italia, è stato un grande manager da noi e alla sua veneranda età è tuttora una fucina di idee incredibile e ha una visione sul futuro e soprattutto sull'importanza dell'elettronica nel futuro che gli invidiamo tutti. La sua idea è stata quella di dire: perché limitarci a mettere delle barriere al Covid? Distruggiamolo, lo distruggiamo. E quindi l'idea è stata proprio quella di far nascere dappertutto, tra l'altro. La sua idea era a largo spettro, quindi negli ospedali, nei ristoranti, nella scuola. Abbiamo deciso di... Prego, la prossima, grazie. Ecco, abbiamo deciso di metterci a lavorare sulla scuola. Questo progetto è nato puntando alla scuola. Quindi disegnare un nuovo sistema di sanificazione, non la semplice lampada o il semplice purificatore di cui ce ne sono già molte versioni in giro, ma un vero e proprio sistema che desse la possibilità di vivere una vita normale, eliminando le barriere e il progetto è nato con l'idea di collaudarlo direttamente realmente in una scuola. Qui entrano i primi partner della filiera che abbiamo creato per questo progetto ed è l'Istituto Guglielmo Marconi di Tortona, che si è prestato a fare, diciamo da cavia, non vorrei usare la parola cavia, comunque loro ospiteranno in vivo il primo sistema installato nelle scuole, e la provincia di Alessandria che è la proprietaria dell'istituto scolastico in cui andremo a fare i lavori. L'idea è molto semplice, l'idea è quella di aspirare l'aria di una stanza, un'aula scolastica, aspirare l'aria, convogliarla in una specie di camera, una camera di sanificazione, usando le luci UVC che a una particolare frequenza hanno dei poteri battericidi, e reinserire l'aria nella stanza ma totalmente sanificata. Prego, grazie. C'erano dei must, delle guideline a cui dovevamo necessariamente sottostare. Il sistema deve essere modulare perché va montato in istituti di vario tipo, le aule possono essere di misure diversissime e quindi il sistema modulare. Basso impatto infrastrutturale perché appunto deve essere realizzato nelle scuole, basso costo per lo stesso motivo, minima manutenzione, esattamente sempre per quello, e ovviamente che ci fosse la nostra elettronica dentro. Quindi a questo punto, prego, grazie. Ecco, è nata l'idea, a questo punto ci siamo accorti
che c'erano molte difficoltà. Gli UVC per esempio sono pericolosi, tuttora la banda che si deve usare è pericolosa per gli uomini. E poi dovevano essere sempre costanti nel tempo, non ci si può permettere che ci sia un calo di efficienza, perché vorrebbe dire reinserire aria non purificata. E ci voleva un flusso d'aria ben preciso in dipendenza del volume della sala e della quantità di persone presenti. Dovevano essere rumorosi, i ventilatori non devono essere rumorosi e tutto deve costare poco. Gli ostacoli erano molti, a questo punto abbiamo dovuto cercare un partner che ci aiutasse ad abbattere queste barriere o scavalcarle, oppure, un clic ancora, oppure abbatterle proprio fisicamente. Questo partner però doveva necessariamente, trattandosi di un progetto di sostenibilità, condividere i nostri valori e la nostra visione. E abbiamo scelto CheckUp, abbiamo trovato CheckUp, siamo partiti con loro. Prego, grazie. Avanziamo un attimo. Ecco, l'idea naif, la prima idea era molto naif. L'abbiamo passata, vabbè, si pensava addirittura di usare dei tubi. Questa è la soluzione finale, per cui ci sono dei moduli, ogni modulo costituito da 2 ventole. All'interno del modulo, che è in un cassonetto, quindi fuori completamente isolato, contiene le lampade, contiene tutta l'elettronica di controllo, tutta la sicurezza e la gestione della potenza. Prego, grazie. Abbiamo già in mente dei passi successivi. Il passo successivo è quello di introdurre dei filtri di grafene. Il grafene è una sostanza nuova che ha con dei poteri eccezionali, uno strato monoatomico di carbonio e soprattutto ha il potere di essere battericida e filtrante. Quindi l'idea è proprio di inserire all'imboccatura delle ventole di controllo queste barriere di grafene. Ci stiamo lavorando insieme a una zitta. Qui è entrato l'altro partner, che è la Directa Plus di Torino, di Como, che lavorerà con noi. Abbiamo messo in contatto con Michele sta lavorando con loro per questo. Passiamo alla successiva. Un altro step che porterà avanti Michele questa volta è quello di sostituire, non appena saranno qualificate, i vecchi UVC sulla frequenza tossica, pericolosa, dannosa per gli uomini, con queste nuove lampade, e in questo caso potremo diminuire moltissimo le misure di sicurezza, i controlli di sicurezza, e quindi avere una soluzione molto più facile. E alla fine potremo anche togliere addirittura il cassonetto. Con l'ultima versione potrebbe essere quella addirittura semplicemente a grafene, però questa è molto lontana, c'è da studiarci moltissimo ancora sopra. Quindi minimizzare le infrastrutture, i costi e la manutenzione. Ok, possiamo andare avanti ancora. Arriva poi un punto caldissimo, che è quello della qualifica e della certificazione. Ovviamente come tutti i sistemi va certificato, ma trattandosi di Covid e trattandosi di scuole, la qualifica è estremamente importante ed è estremamente difficile. Qui è entrato l'ulteriore partner, la Federico II, il professor Guida. Ci siamo messi in contatto, abbiamo creato anche questo link con lui, e adesso quindi partiremo a breve con la certificazione della versione numero 1 e poi dovremo continuare anche a validare le successive. Ok, procediamo un attimo. Ci sono delle ulteriori feature aggiuntive. Michele e Carletta e la CheckUp hanno pensato anche di usare questi nuovi diodi LED blu che sono in una frequenza non dannosa, di usarli per sanificare non l'aria, ma in questo caso per sanificare le superfici, quindi anche quelli che possono essere i banchi dove si appoggeranno i ragazzi, dare anche questo livello di sanificazione in più. Per dimostrare anche quanto questo progetto sia trasversale e open di filiera, vediamo la prossima slide. Ci sono dei contributi dati addirittura dai ragazzi stessi delle scuole. Forse è saltata una, provi a tornare indietro un attimo, mi sembra che ne manchi una. Ah, ecco, sì, no, quella successiva, quella lì. I ragazzi delle scuole hanno contribuito. Qui è un'altra scuola, un altro nostro istituto partner, l'ISIS, il Facchinetti di Castellanza, in cui team di ragazzi hanno progettato un sistema di apertura controllata delle finestre dell'aula,
temporizzata in funzione della quantità di persone che ci sono dentro, del volume della sala, quindi in dinamico, calcolato in tempo reale, in modo che si sia sicuri che ci sia sempre un ricircolo d'aria perfetto. Le persone presenti nella sala vengono conteggiate da un altro prodotto inventato da un altro team della stessa scuola ed è un contapersone, ma che è più intelligente di quelli che ci sono sul mercato, perché è in grado anche di essere pilotato da remoto, ma soprattutto di raccogliere i dati e quindi mettere a disposizione di quelli che sono poi l'analisi dei big data, che è molto importante per avere delle valutazioni, cosa che gli altri sistemi non hanno ancora. L'ultimo che vi faccio vedere è un progetto fatto questo dal Marconi, è un robot come quelli che fanno le pulizie in casa, che però è dotato di lampade LED. Questo girerà di notte nelle aule, di notte perché questi sono ancora in frequenza pericolosa, e igienizzerà i pavimenti di tutta la sala. Vediamo la prossima. Dove li installeremo? La prima installazione ce la faremo in casa nostra, li installeremo in una sala riunioni nostra per essere sicuri. Passeremo poi a installarne una nella Fondazione Tavecchia, è una onlus che si occupa di riabilitazione di ragazzi disabili. Inaugureranno un nuovo polo e attrezzeremo un'aula che sarà un'aula tecnologica creata da ST, la sanificheremo con questo sistema e poi all'inizio del prossimo anno scolastico partiremo con gli ITIS Marconi. Andiamo a vedere, ecco qui vedete tutta la filiera. Ci siamo noi di ST con l'Opus Lab dell'Innovation, Check-up, la Diretta Plus, Federico II, provincia di Alessandra e le 2 scuole. Concludo con non con la solita frase di ST sull'innovazione e su tutto, ma con un messaggio un po' particolare in questo caso, che è quello che insieme ne verremo fuori. Grazie. Grazie mille ingegnere. Io volevo solo sottolineare una parola che lei ha detto: cercavamo un partner che condividesse i nostri valori, cioè a me questa cosa qua ha colpito molto, insomma, nel senso sulla sostenibilità. Ecco, e questo penso che sia un'altra lezione per le piccole e medie imprese. Poi la cosa assolutamente mai perché c'è sempre da imparare, no, ma poi è una valutazione da fare. Noi adesso siamo fortemente concentrati su Covid, per carità, è doveroso, eccetera. Però è altrettanto vero che questa sarà una delle sfide che ci aspetteranno per il futuro, quindi dobbiamo pensarlo in prospettiva questo progetto. È chiaro che è di attualità, ma lo sarà ancora. Noi stiamo lavorando da anni su questi temi perché parliamo di antibiotico resistenza, come diceva anche il professore prima, dobbiamo ridurre statisticamente la possibilità di contaminarci. Ed è un dato di OMS quello che moriranno nel mondo di antibiotico resistenza nel 2050 più di morti di cancro. E questa è una cosa che deve far pensare, e la salute dei nostri studenti, che sono il nostro terreno fertile per le generazioni future, dobbiamo farli andare a scuola, non in DAD, dobbiamo fare tutto il percorso formativo, perché questo è il nostro motore futuro del paese, che è fondamentale. Quindi questo tipo di progetti, poi Luisa lo sa, noi abbiamo assolutamente, nel momento in cui siamo partiti a collaborare a questo progetto di Bruno, che è un istrione pazzesco, e abbiamo detto subito: se noi questo dispositivo fosse venduto in un'azienda costerebbe 100, per una scuola non costerà 100, costerà 60. Questo è un primo input, cioè dobbiamo pensare alla salute delle persone, tutta la parte welfare è una cosa che abbiamo un po', tra virgolette, dimenticato, ma è sempre più importante per le imprese. Quindi ci mancava la manutenzione predittiva della nostra salute, che è la nuova frontiera, che non avevamo ancora toccato nel pomeriggio, ma mi pare che ci sia. Sì, è una nuova frontiera, assolutamente. È bene che prediciamo prima che uno cada a terra e abbia un infarto, è importante saperlo prima e curare quella persona.
Certo, certo. Quando è caduto per terra questo è già troppo tardi, quindi la parte predittiva è fondamentale. Vabbè, allora, siamo andati lunghi coi tempi, anche se io trovo che sia stato interessantissimo. L'ultimo intervento, le chiedo 5 minuti, è Elisa Toniolo di T2I, Area Proprietà Intellettuale. Perché Elisa Toniolo? Perché ce lo diceva all'inizio Michele Carlet, il tema della proprietà intellettuale è un altro tema fondamentale, spesso diciamo non così utilizzato dalle aziende di nuovo di non grande dimensione, mentre invece per CheckUp questo è strategico. E parlando con Elisa Toniolo si diceva che proprio oggi si diceva che il sistema in realtà è ben fatto e l'utilizzo è l'approccio che deve forse un po' migliorare o che sta migliorando. Prego. Grazie. Rinnovo i ringraziamenti che hanno fatto i relatori che mi hanno preceduto, sia all'organizzazione di Confindustria ma anche all'ospitalità di Michele Carlet, a cui sono particolarmente legata perché in questi anni ci siamo sentiti in diverse occasioni, quindi mi sono molto rivista quando ha descritto quello che è stato il percorso di CheckUp, perché ho realizzato che insomma abbiamo fatto insieme molti passi di questa avventura. Io sono Elisa, sono sostanzialmente una specialista in proprietà intellettuale, lavoro presso T2I Scarl, che è una società consortile di più camere di commercio, la Camera di Commercio di Treviso Belluno, la Camera di Commercio Venezia Rovigo e la Camera di Commercio di Verona, e sostanzialmente da più di 20 anni mi occupo del mondo della proprietà intellettuale con un punto di vista molto particolare, perché sostanzialmente chi è lo specialista in proprietà intellettuale è colui che accompagna le imprese nel valutare sia quelle che dovrebbero essere, diciamo, le strategie per costruire un'esclusiva, ma soprattutto spesso anche quello che aiuta le imprese a capire quali potrebbero essere le potenziali barriere per lo sviluppo di un progetto potenzialmente innovativo. Michele prima diceva siamo veneti, siamo abituati a lavorare a testa bassa ed è vero, è uno forse degli scotti, dello scotto maggiore che paghiamo nel mondo della proprietà intellettuale, in quanto la proprietà intellettuale spesso decide di prendere delle decisioni o delle consapevolezze che devono assolutamente precedere l'avvio di qualsiasi progetto di ricerca e sviluppo. Detta brutalmente, non c'è niente di peggio scoprire di non poter realizzare qualcosa dopo che si è investito sia in termini di risorse che di passione e che di investimenti anche oggettivi, test, prove e quant'altro, e scoprire che poi quel prodotto in realtà sostanzialmente è di titolarità di qualcun altro e quindi procedere può essere assolutamente rischioso. Come dicevo, lo specialista in proprietà intellettuale accompagna a prendere delle decisioni basandosi sulle conoscenze e le competenze che ha in materia di proprietà intellettuale, che come commentavo prima dell'avvio di questo evento, sono vantaggiosamente, secondo me, rimasti immutati dalla prima rivoluzione industriale. Il concetto di privativa è nato con la prima rivoluzione industriale ed è sostanzialmente rimasto immutato ad oggi. Io dico vantaggiosamente perché comunque significa che all'epoca, quando sono stati concepiti, sono stati concepiti in maniera talmente, diciamo, innovativa da non chiudere quelle che sono le potenziali strade dello sviluppo tecnologico. Se pensate, inizialmente tutto è nato perché si voleva garantire una privativa a ciò che era meccanicamente e fisicamente descrivibile, tipicamente la protezione brevettuale è questo. Siamo poi arrivati a un punto in cui l'innovazione era il fatto che la macchina venisse controllata, no? da qualcosa che non era meccanicamente o fisicamente descrivibile, il software, e quindi si è entrati nel mondo del dibattito sulla brevettabilità del software, per arrivare ad oggi a quello che il relatore che mi ha preceduto, ricordo il nome, perdono non il cognome, Marco di CheckUp, che ha descritto ciò che oggettivamente connota adesso quello che è il momento dell'innovazione, che è il business model. Non significa che perché una cosa non sia tecnicamente descrivibile non meriti o non sia degna o non rientri nei concetti di proprietà intellettuale.
Quindi il nostro compito sostanzialmente è quello di valutare, discutere insieme all'imprenditore, nel caso Michele, che ringrazio di aver incluso nel suo ecosistema T2I e in particolare diciamo il mio dipartimento, perché spesso facciamo questo, ci sentiamo, discutiamo, capiamo quale potrebbe essere potenzialmente la strada percorribile, anche accettando il fatto che non c'è nulla di male se non si arriva a un brevetto. Perché? Perché comunque il valore in questo momento e quello che sarà sempre di più la tendenza del valore degli asset materiali si concentra sul saper fare qualcosa. E tutto sommato anche l'esempio che ci è stato illustrato oggi, ovvero la condivisione, è un modello innovativo di gestione degli asset materiali. Quindi si passa da un concetto di proprietà assoluta, che è la tipica privativa, il brevetto piuttosto che il design, piuttosto che il marchio, alla condivisione di conoscenze che comunque può portare allo sviluppo di una soluzione innovativa e che comunque può essere protetta e gestita attraverso gli asset materiali. Non solo, ricordiamoci anche che il titolo di proprietà intellettuale non deve essere visto esclusivamente in termini offensivi o difensivi, ma costituisce un valore per l'impresa, una merce di scambio, un credito nei confronti magari di chi ha, penso a una media grande impresa, delle diciamo prassi consolidate in termini di tutela della proprietà intellettuale, ma anche l'aumentare le proprie conoscenze in questo campo significa anche rapportarsi in maniera più fluida e più serena anche con dei player che potrebbero spaventare. Discutevate prima del fatto che la piccola impresa discute con la grande impresa, a volte si tratta anche di portarsi a un livello culturale molto simile e anche la gestione degli asset materiali può costituire questo linguaggio comune. Chiudo, perché so che siamo molto in ritardo, congratulandomi anche di nuovo con Michele per il payoff che ha adottato, perché io da professionista del mondo della proprietà intellettuale leggo quella vita dentro gli oggetti come molto know-how dentro un oggetto, molto sapere, molta passione, ma anche tecnica, quindi tutto un insieme di asset materiali che rendono molto, molto particolari, molto gradevoli e ben curati i prodotti di Check-up. E vi ringrazio. Grazie mille dottoressa. E allora è già apparso in video il vicepresidente per le filiere medie imprese di Confindustria Maurizio Marchesini, che ci ha sempre accompagnato in tutto questo roadshow del 2020-21 e che io davvero ringrazio perché non ci ha solo accompagnato, ci ha sempre sostenuto e devo dire che questo sostegno ci ha sempre davvero molto gratificato. Presidente, ci scusi per il ritardo, ma ha visto che il dottor Carletta ha fatto fare una visita della sua azienda e poi ci ha fatto visitare tutto l'ecosistema sostanzialmente, e questo ha richiesto un po' più del tempo normale, però è stato molto interessante perché si è potuto apprezzare. Io penso che chi ha visto questo webinar abbia ben capito qual è la strategia da adottare per riuscire in qualche modo a interfacciarsi con i diversi mondi che abbiamo in qualche modo toccato in questo seminario. Le affido le conclusioni senza nessuna domanda e ringraziandolo ancora molto. Bene, buonasera a tutti. Io vi ho seguito, ero silente ma vi seguivo, non fino dall'inizio, non ci sono riuscito, ma insomma sono stato con voi. No, ma sono io che ringrazio voi. Intanto perché, come ho detto 1000 volte, non c'è miglior cosa per diffondere un certo tipo di cultura che dare l'esempio. Gli imprenditori credono agli esempi, si fidano dei propri, diciamo, dei propri simili, lasciatemelo dire così, dei propri concorrenti, dei propri partner, e questo è il modo migliore per diffondere la cultura digitale. E peraltro vi devo anche ringraziare perché da imprenditore ammetto che questo viaggio è un viaggio estremamente stimolante che mi dà grande fiducia in questo paese. Io so che noi abbiamo un grande paese, ma non siamo, come dire, bravissimi a venderlo, e quindi tutte le volte che vedo riesco a entrare in queste, tramite voi, in queste società, per me è sempre una bellissima cosa. Io oggi volevo parlarvi
di cosa sta facendo Confindustria per la legge finanziaria, eccetera, eccetera, ma sinceramente non ho molta voglia, perché è un po' demotivante rispetto alle cose bellissime che abbiamo detto in questo caso, è un po' deludente. Vi faccio solo un piccolissimo accenno perché me ne dà, come dire, me ne dà adito l'ultimo intervento alla vibratissima protesta e tentativo che stiamo mettendo in campo di far cambiare la direzione del governo sul patent box. Perché il patent box è esattamente quella cosa che premiava la ricerca e sviluppo, la copertura di questa ricerca e sviluppo comunque con una protezione brevettuale, e quindi incentivava in qualche modo le nostre imprese di qualunque dimensione a continuare a brevettare, a continuare a fare studi che portassero a risultati di questo genere. Perché è tutto vero quello che è stato detto, perché il brevetto comunque è un valore indipendentemente da tutto, e quindi bisognava incentivarlo. Effettivamente la procedura in corso è una procedura piuttosto complessa. Io faccio sempre il caso sulla mia azienda. Noi abbiamo fatto l'application nel 2017, stiamo discutendo con l'ufficio imposte adesso. Quindi delle complessità ce ne sono sicuramente. Il patent box, così come era consegnato, era probabilmente più da media e grande impresa, però anche togliere il tappeto dopo pochi anni non mi sembra corretto. Ma infatti volevo parlarvi di altre cose, e ho fatto solo un rapidissimo accenno. Ma io ho sentito due frasi che mi sono piaciute molto oggi. L'innovazione e la digitalizzazione non si fanno da soli, e questo è lo spirito vero della filiera, e poi esiste un prima della pandemia e un dopo pandemia. Ecco, sono due cose profondamente vere. L'innovazione e la digitalizzazione sono processi complessi per le imprese, sono processi complessi sia per chi è l'utilizzatore della digitalizzazione, sia come l'impresa in cui siamo oggi, che siamo in visita oggi. La digitalizzazione la crea non solo nel proprio processo, ma nel processo dei propri clienti, quindi cercando di fare delle variazioni importanti. Ed è esattamente il concetto veramente di filiera. Cioè, guardate, vi faccio un esempio. Qualche settimana fa abbiamo presentato all'interno di Confindustria una bellissima esposizione su uno studio fatto sulla filiera della fusione nucleare italiana. È una cosa che mi ha colpito molto, perché sto parlando di fusione nucleare, quindi c'è un grande capofiliera che in questo caso è il saldo nucleare, c'è una grandissima filiera italiana che però non può lavorare in Italia, perché in Italia basta accettare il nucleare e tutte le porte sono chiuse, ma sta lavorando su delle centrali a fusione, ripeto, in Francia, in Inghilterra e in Spagna. Tra l'altro il direttore tecnico di questo primo esperimento francese, guarda caso, in italiano. E mi ha colpito molto perché questa filiera non è costituita forzatamente da imprese di grande dimensione, ma certamente da imprese estremamente innovative. C'è un collegamento ravvicinato, molto ravvicinato, tra la scienza e la produzione. E a noi italiani fanno fare le cose più difficili, guarda caso. Quindi, come vedete, molto spesso è vero che noi abbiamo poche grandi imprese. La mia stessa impresa, noi facciamo macchine per l'industria farmaceutica, quindi in qualche modo siamo un po' colleghi. Viene ritenuta, noi facciamo poco meno di 500 milioni di fatturato, viene ritenuta una grande impresa in Italia, io dico sempre media in Europa, piccola per gli Stati Uniti e per la Cina, insomma. E quindi abbiamo certamente bisogno di imprese più grandi, però l'innovazione non forzatamente dentro le grandi imprese. Certamente occorre quella sinergia che oggi abbiamo visto esprimere molto chiaramente tra imprese più grandi e imprese più piccole, che sono però legate tra di loro da questo filo invisibile, molto spesso è invisibile, altre volte invece molto solido e molto chiaro, molto esplicito, che è appunto la filiera. E l'altra, cerco di andare molto veloce perché capisco che tutti abbiamo avuto una lunga giornata e non mi voglio annoiare. E l'altra affermazione: esiste un prima e dopo la pandemia, è un'affermazione profondissima e verissima. La pandemia ha veramente cambiato tantissimi parametri. Vorrei dire che è già finita, ma purtroppo sapete tutti che non è così. Io approfitto di qualunque occasione pubblica che ho per dire che dovremmo fare un atto di altruismo egoistico e decidersi finalmente a vaccinare miliardi di persone che ancora non sono vaccinati, perché altrimenti non saremo mai fuori
da questo pericolo. Però effettivamente c'è un prima e dopo. Molte cose sono cambiate, è cambiato anche ad esempio il concetto di rischiosità ad esempio legata alla globalizzazione. È cambiato il concetto di globalizzazione così come l'abbiamo vissuta fino ad oggi, no? Quella globalizzazione critica che ci diceva compriamo gli oggetti che ci servono là dove vengono prodotti senza nessun'altra precauzione, senza nessun'altra valutazione. Ora non è più così, è entrato anche una certa valutazione del rischio, i capi filiera valutano in maniera importante anche nella propria filiera anche gli atteggiamenti che i componenti della filiera hanno nei confronti ad esempio del mondo che si ospita, ad esempio della digitalizzazione, e lo fanno in maniera, anche la frase che giustamente era stata messa in risalto prima, abbiamo cercato un partner che condividesse i nostri valori. Guardate che questo è estremamente diffuso, per mille motivi molto pratici. Ad esempio perché tutti noi siamo controllati da aziende più grandi di noi, i nostri clienti magari sono multinazionali e che quindi hanno bisogno di fornitori più affidabili, e tutto questo fa parte dell'affidabilità. Ma c'era un tema in particolare su cui volevo intrattenervi molto rapidamente, naturalmente, che è proprio quello del cloud. In un mondo dove appunto il concetto strategico, geografico è cambiato, l'Europa a un certo punto si è interrogata su un tema ben preciso. E il tema ben preciso è proprio i servizi di cloud. I servizi di cloud in Europa sono tutti americani o anche un po' cinesi. E va bene, gli americani sono nostri amici, per l'amor di Dio, però sapete che in America c'è una legge particolare, si chiama Cloud Act, che impone alle società di cloud di consegnare qualunque dato sia in loro possesso nel caso di pericolo per la sicurezza nazionale americana. Ora, questo è un problemino tutto sommato non piccolo. Questo tema è stato posto ed è nato un consorzio in Europa, domando scusa, che si chiama Gaia X. Prima partecipato solo da tedeschi e francesi, ora su iniziativa anche di Confindustria, perché in realtà noi siamo il socio fondatore come Confindustria dell'hub italiano di Gaia X, implementandosi con molte società italiane. Però non pensate che si stia cercando un luogo dove mettere i dati. Non è questo quello che farà Gaia X. Forse alla fine ci sarà pure questo, ma è l'ultimo dei problemi. Con Gaia X e con tutte le discese nelle filiere che Gaia X sta tentando di formulare, la prima è Catena X nel mondo automotive, si sta cercando invece di determinare un linguaggio comune che mantenga il possesso del dato nelle mani di chi il dato lo emette, ma che permetta comunque lo scambio dei dati. Io capisco che detto così è una cosa molto teorica, allora vi faccio un esempio concreto, che è quello ad esempio dello SWIFT. Lo SWIFT è un sistema di pagamento mondiale, accettato da tutti, di proprietà di nessuna banca, ma di proprietà di tutte, e il dato è sicuramente di chi lo emette, la rete è sicuramente sicura, oggi al mondo di sicurissimo non c'è, ma una delle più sicure al mondo, diciamo, e il dato continua a rimanere di proprietà di chi lo emette. Ecco, il tentativo è quello di fare una cosa similare. Oppure, se volete, c'è un altro esempio che fa sempre Gubitosi e dice, beh, guardate, facciamo l'esempio del numero di telefono. Una volta il numero di telefono è di proprietà della compagnia telefonica. Lui sotto sotto rimpiange un po' quel tempo, credo, ma insomma, di fatto adesso non è più così, il numero di telefono è nostro e noi scegliamo la compagnia telefonica e ci manteniamo il nostro numero di telefono. Ecco, dovrebbe essere la stessa cosa con i dati. Vi ho raccontato questa storia, che è estremamente interessante, che adesso noi stiamo cercando di fare la discesa nell'automotive, con qualche rischiosità, non mi nascondo le rischiosità di un'operazione di questo genere. Però voi capite la forza che ci può dare riuscire a sviluppare un sistema di questo genere. Pensatelo applicato alla pubblica amministrazione. Allora, il comune di Francoforte che fa le stesse cose come il più piccolo comune della Calabria, che poi è lo stesso dato che può essere usato a livello statale, a livello regionale, a livello provinciale.
sì, capisco che applicato alla pubblica amministrazione a tutti noi sembra un sogno, però è un sogno bellissimo. Pensatelo nel mondo dell'automotive, dove per ora gli aderenti sono solo tedeschi. Io ho fatto proprio recentemente una riunione con tutti anche gli italiani, presente il capo di Catena X, che è un dirigente BMW, e loro stanno cercando di tracciare tutta la filiera dal più piccolo pezzo fino al concessionario, ma non solo, perché poi sulla base di un'economia ricircolare questo dato deve essere, bisogna mantenerlo per poi ricircolare tutto. Pensate, non so, a ogni pezzo singolo che ha comunque il suo carbon print già determinato. È una sorta anche di marketplace, però è un posto dove o ci sei o non ci sei, quindi non vi nascondo l'importanza per noi italiani, che siamo soprattutto in certi casi, diciamo, grandi componenti della filiera, ma spesso non siamo i fabbricatori del prodotto finale, come nel caso dell'automotive, la presenza in queste entità. Ve l'ho voluto raccontare perché è una visione su un futuro che non è un futuro lontanissimo, è un futuro di domani, è un futuro a cui noi dobbiamo partecipare. Chiaramente in questo senso l'associazionismo gioca un ruolo estremamente importante perché, come abbiamo detto fin dall'inizio, nella digitalizzazione da soli non si va da nessuna parte. È un tentativo anche di risolvere alcuni problemi strategici pesanti che noi europei abbiamo accumulato. Penso che ST Microelectronics ne sappia qualcosa, gli stanno chiedendo di quadruplicare la produzione in tempi assolutamente impossibili. E peraltro io sono andato alla presentazione ad Agrate Brianza del nuovo reparto che credo partirà a fine anno, assolutamente impressionante, assolutamente impressionante. Quindi volevo darvi questa piccola visione. Vedo che il signore di ST Microelectronics è stato sollecitato e voleva dire qualcosa. No, sì, ero quasi preoccupato perché in tutti questi interventi, consessi o quant'altro, l'argomento principale è la carenza di semiconduttori. Ecco, io ringrazio molto quello che lei ha detto, perché ha tolto un po' di questa pressione, perché io sono assolutamente convinto che dalle terre rare al cloud abbiamo molti altri settori dove dovremmo cercare di indipendenza strategica. Ecco, i semiconduttori sono più un'interdipendenza strategica. Da contribuente non vorrei spendere una lira per creare delle fabbriche a 5 nanometri in Europa. Forse quelle fabbriche come quelle che ha visto lei sono quelle che ci permettono di avere quella vera interdipendenza nei settori che sono diciamo di produzione per quelle che servono le nostre industrie, quindi l'automotive, l'industrial e quant'altro. Quindi direi proprio di sì. Pensiamo ad altri settori, appunto dalle terre rare al litio e quant'altro, fino al cloud, lì sì che è assolutamente, e l'operazione GaiaX è assolutamente importante. Bene, questo volevo raccontarvi, se volete vi intrattengo per ore, ma credo che siamo già un po' in ritardo, voi sarete già stanchi come tutti, io non posso far altro che ringraziarvi per questo viaggio e finché ce la faccio io sarò con voi naturalmente, finché me lo permetterete e grazie davvero. Grazie Presidente, noi continueremo a coinvolgerla, adesso questa è l'ultima tappa del 2021, ma dal 2022 ricominciamo, abbiamo già alcune aziende che si sono prenotate per essere visitate, noi le visiteremo molto volentieri e ovviamente contiamo sempre sulla sua partecipazione perché per noi è davvero importante, anche per i messaggi come quelli di oggi che penso che siano piuttosto strategici. Bene, grazie mille, buona serata a tutti. Grazie mille, grazie mille. Allora concludiamo e io ringrazio tutti ovviamente i relatori di oggi e ringrazio Michele a cui lascio l'ultimissima battuta finale ringraziando. Lui fra l'altro è stato furbo perché coinvolgendo tutto l'ecosistema ha sempre parlato dei suoi progetti e dei suoi prodotti, quindi veramente è geniale anche da questo punto di vista. Non è così, esatto. Diciamo questo è un altro modo per demandare o suddividere il fattore di rischio, no? Quando si parla di rischio di impresa. No, diciamo che anche questo è condiviso poi con i partner, assolutamente è una cosa che viene condivisa e viene
poi se ne gode anche di benefici, perché chiaro, quando sei un ecosistema bisogna anche saper condividere i benefici, condividere poi le logiche di proprietà intellettuale, come si diceva prima anche la Toniolo, e questo non siamo abituati a farlo, siamo abituati ad avere una proprietà unica nostra, ma non sarà più così. Io direi il futuro che ci aspetta è un futuro bellissimo dal punto di vista della digitalizzazione, dobbiamo cogliere le opportunità, dobbiamo coglierle insieme in una logica di filiera, in una logica anche di opportunità. Noi stiamo poi con il progetto Puricraft andando verso il B2C, che è un'ulteriore sfida che ci si pone nel 2022, ma guardiamo sempre il futuro in maniera molto positiva ed è quello che dobbiamo fare tutti gli imprenditori sani e buoni che tengono al paese e che è il motore poi di questo paese. Allora, grazie mille Michele, grazie a tutti i relatori, grazie per l'ospitalità. Vi ricordo che questo evento e tutti gli altri sono pubblicati, questo verrà pubblicato fra poco nel nostro canale YouTube di Confindustria Veneto, quindi potrete rivederlo anche suddiviso in capitoli, così non dovete stare collegati per 2 ore, potete andare a cercare il capitolo di vostro interesse. Dal prossimo anno ricominciamo e fra l'altro ricominceremo con una ricerca che abbiamo pubblicato sui 25 casi di fabbriche vetrine analizzati anche con tutto in modo un po' originale in un libro elettrico e anche collegati ai paradigmi manageriali che abbiamo un po' riscontrato come in queste aziende anche nelle altre aziende vetrina. Io vi ringrazio molto e ai prossimi appuntamenti. Arrivederci.